Eccoci, ben ritrovati in diretta, un saluto da Vincenzo Credendino, torna Calcio Napoli 24 live, saremo in vostra compagnia fino alle 14 e ve lo anticipiamo, quest'oggi puntata ricchissima di collegamenti, approfondimenti, news, interviste esclusive, andremo a Glasgow, poi torneremo in quel di Castelvolturno questa mattina, entrambe le formazioni protagoniste della sfida che è stata spostata a domani sera si sono allenate presso i rispettivi centri sportivi e chiaramente assieme al contributo dei nostri inviati riusciremo a disegnare la probabile formazione, a capire lo stato di forma di entrambe le formazioni grazie ovviamente sempre al nostro regista Emanuele Bernardo, il quale direttore d'orchestra organizza il tutto. CN24 Live ci dà la possibilità di andare in diretta sul 79 del digitale terrestre e su YouTube, ed è lì che chiaramente ci aspettiamo i vostri commenti e soprattutto se li aspetta Riccardo Catapano. Buongiorno Ricchi. Buongiorno a tutti, mi aspetto anche che voi vi iscriviate però al nostro canale YouTube e attiviate quelle che sono le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra. Hai presentato quelli che saranno i temi di oggi, non saranno ovviamente gli unici perché in Italia continua ad impazzare la polemica per quanto riguarda la questione arbitrale, il comunicato dell'AIA, le parole anche di Massimo Mauro che stanno facendo discutere, che ha detto che il VAR è stato introdotto per penalizzare la Juventus, per non far vincere gli scudetti alla Juve, francamente. Ma che significa? Non lo so, nulla, per questo ti dico che stanno facendo in questo momento discutere. E ovviamente le ultime... Il VAR è introdotto per punire la Juventus. Il VAR è stato introdotto per punire la Juventus e vabbè, che gli vuoi dire? E poi le ultime di formazione, perché in casa Napoli ci sono da valutare le condizioni di Lozano, se ci sarà turnover, Napoli che tornerà alle 5 di mattina, pensa un poco, giovedì dopo la partita contro i Rangers, annullato quello che era il giorno di riposo previsto, poi toccherà andare a Milano, quindi insomma questo spostamento, questo slittamento di Rangers-Napoli sta creando non pochi problemi ovviamente ai tifosi e ieri il Napoli ha comunicato anche i metodi di rimborso per quanto riguarda i tagliandi, ma anche allo stesso Napoli che si è trovato a dover organizzare ex novo una trasferta in tempi rapidissimi, quindi situazione non facile. Voglio leggerla, perché non mi spiego come una persona che ha giocato a calcio per tanto tempo possa dire una roba del genere. Invece a quanto pare davvero ha utilizzato questo virgolettato. Sì, sì. La Juventus ha vinto meritatamente i suoi scudetti, il VAR viene introdotto per punire la Juventus. Una follia, dai. Poi introdotto il VAR, la Juve vince 4 scudetti consecutivi Non vero. e quindi tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ma arriva anche la conferma che la tecnologia non risolve i problemi, li ingigantisce. Il protocollo deve cambiare ed essere sicuro al 100% per intervenire, altrimenti deve stare zitto. Ma non è vero, non c'è una virgola vera in questo discorso, secondo me, di Massimo Mauro, che è stato un grandissimo calciatore, però, ragazzi... Come opinionista? No, non metto in dubbio anche come opinionista. No, io lo metto in dubbio a questo punto. No, io metto in dubbio questa opinione di Massimo Mauro, poi per il resto non so tutte le opinioni, non è che vivo ascoltando le opinioni di Massimo Mauro, A me basta questo. fortunatamente. In primis la Juve non ne ha 24 con il VAR che è stato introdotto 17-18 e sappiamo nel 17-18 la Juventus col VAR come lo ha vinto quel campionato, quindi già quello leviamo mano proprio da qualsiasi altro dubbio. L'anno dopo il campionato lo stravinse la Juventus meritatamente, questo va detto. L'anno successivo l'ha vinto proprio col Covid, con tutto quello che c'è stato in mezzo. Poi dopo gli altri 2 scudetti la Juve li ha persi, meritatamente tra l'altro tutti e 2. Quindi adesso se vogliamo mettere in secondo piano la pochezza degli ultimi 2 anni della Juventus di Allegri, nascondendoci dietro gli errori del VAR che negli anni precedenti la Juventus l'hanno aiutata e non poco, allora siamo in malafede. Per me queste sono dichiarazioni, e mi dispiace dirlo Massimo Mauro, ma in malafede, perché non si può nascondere la pochezza di questa squadra allenata da Massimiliano Allegri, che sta disputando un inizio di stagione da anticalcio, nascondendoci dietro al VAR. Cioè dire che il VAR è stato introdotto per far perdere gli scudetti alla Juventus, quando la Juventus per un non intervento del VAR uno scudetto l'ha vinto nel 17-18, francamente o A non si capisce di calcio o B si è in malafede. Non so
quale sperare tra le due, ma sono delle dichiarazioni insensate quelle di Massimo Mauro e francamente io la chiuderei qua perché c'è anche poco da commentare per questo. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, nel senso che io, come dire, spererei ovviamente nel non capire di calcio piuttosto che nella malafede. Ma uno che ha giocato a quei livelli di calcio, a quei livelli, scusa, può mai non capire di calcio? Allora dobbiamo dire che è malafede. Per me sì, ma perché per me questo è malafede, cioè una dichiarazione del genere, dire il VAR è stato introdotto per non far vincere gli scudetti alla Juventus, a parte che di una gravità assoluta come dichiarazione, B è anche falsa, perché la Juventus con il VAR gli scudetti li ha vinti proprio per il malfunzionamento del VAR e allora vedete che le due cose stridono, perché il 17-18, scusatemi, il VAR dov'è? Gli audio del VAR dove sono? Quei famosi audio del VAR di Inter-Juventus. Lì è stato introdotto per non far vincere lo scudetto alla Juve o il VAR o il non intervento del VAR ha fatto vincere lo scudetto alla Juventus? E allora vedi che ci sta qualcosa che non quadra nelle dichiarazioni di Massimo Mauro. Magari ha fatto queste dichiarazioni, mettiamole così, un po' di pancia, sbagliate, senza pensarci troppo, perché sono dichiarazioni assurde queste. Torniamo anche a parlare di Glasgow Rangers Napoli, vi leggiamo in attesa del prossimo collegamento quello che è il riferimento che abbiamo da Tuttosport rispetto alla volontà del Napoli di cambiare orario. Il Napoli, una volta che come dire, si era deciso di spostare la gara a mercoledì, aveva chiesto a lui, per favore possiamo almeno giocare alle 18:45 così ce ne andiamo almeno a casa? No, l'UEFA è stata irremovibile e leggiamo su Tuttosport quella che è stata la motivazione, che chiaramente insomma era quella che ci aspettavamo un po' tutti, vale a dire la maggiore importanza delle esigenze delle TV che accogliere le istanze del club che, come ha detto Riccardo Catapano qualche minuto fa, adesso è costretto ad una sorta di tour de force. Sì. Rientrerà praticamente in Italia quando sarà mattina dopo la gara di mercoledì alle 5 del mattino. Parte alla mezza, orario scozzese, per poi atterrare alle 5 di mattina italiano. Quindi viene da sé che il disagio è gigantesco, perché era stato previsto il giorno di riposo dopo la partita, non ci sarà ovviamente il giorno di riposo con la squadra costretta ad allenarsi, poi sabato dovrà partire, perché dovrà andare a Milano. E quindi questo è un grande disagio per il Napoli dal punto di vista delle energie fisiche, mentali, del recupero, della preparazione della gara. Una follia aver spostato francamente questa partita. Si poteva tranquillamente cercare, non lo so che cosa cambia a questo punto tra le 21 e le 18:45 in termini di organizzazione e di sicurezza. Si poteva dare una mano al Napoli giocando alle 18:45 così da favorire un rientro un po' più elastico, così non è stato. Sarà molto complicato per il Napoli, francamente, poi gestire non tanto la gara contro i Rangers, quanto il post, il ritorno e la preparazione poi alla gara contro il Milan. Questo è assolutamente un tema che poi andrà analizzato, magari chiederlo anche a Spalletti in conferenza stampa quest'oggi. A proposito, ci ricordi quelle che sono le tempistiche? Quali sono gli orari della conferenza stampa, allora, sia chiaramente di Spalletti che del tecnico dei Rangers? Devo controllare un attimo perché non ce l'ho a portata di mano. Okay. Spalletti, allora il Napoli parte alle 3:30 perché ha finito di allenarsi da poco, alle 3:30 parte, alle 19:15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, ora locale, quindi in questo caso noi siamo un'ora indietro se non vado errato, e alle 19:15 quindi ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, da capire poi chi affiancherà il tecnico, quindi ovviamente poi seguirete tutto su Calcio Napoli 24 TV, le parole di Spalletti in conferenza, del giocatore del Napoli che ancora non è stato comunicato che lo affiancherà, e poi appena avrò novità anche per quanto riguarda il tecnico dei Rangers Van Bronckhorst, insomma poi vi porteremo anche quelli che sono gli orari, però parleranno prima, intorno alle 2 dovrebbero parlare. E allora, provando a far chiarezza su questo aspetto, diamo il buongiorno al dottor Amedeo Bardelli di Ticket One. Buongiorno dottore, grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, dottor Bardelli, chiaramente la notizia ha spiazzato un po' i tifosi del Napoli, ha spiazzato tutto il mondo, la morte della regina Elisabetta ha creato poi di conseguenza anche dei disagi per quanto riguarda Ranger Napoli. Sono già state ufficializzate, no, le modalità per il rimborso dei biglietti del settore ospiti che sarà chiuso, però ecco, vorrei chiederle, secondo lei, cos'è che ha portato poi a questa esigenza? Perché chiudere il settore ospiti il giorno dopo? Ma di fatto è la gestione della sicurezza, perché come sapete tutta la sicurezza è impegnata nella gestione di questo evento. La Scozia, sapete, c'è un movimento di gente proprio per la morte della regina e quindi hanno creduto opportuno non gestire una tifoseria esterna con polizia eccetera, che serve in altre zone della città, insomma, e quindi anche in altre zone della Scozia. Quindi è questo il motivo, è una decisione che ha preso il Ministero degli Interni scozzese. Sì, direttore. Quindi nulla, sì, chiaramente insieme alla UEFA, quindi il Napoli questa cosa qui chiaramente l'ha subita. Il Napoli ha anche comunicato quelle che saranno ovviamente le metodologie di richiesta di rimborso per quelli che erano stati i biglietti ovviamente acquistati. Le chiedo a questo punto, alcuni ci chiedono come mai le tempistiche del riaccredito siano, diciamo così lunghe, perché c'è la richiesta entro il 14 per poi avere il riaccredito il mese successivo. Sì, allora vi spiego rapidamente. Sì. Noi abbiamo già tempestivamente effettuato gli storni delle carte di credito. Okay. Quindi in sostanza il nostro lavoro a questo punto come Ticket One è terminato, perché noi il riaccredito l'abbibiamo fatto. Qual è il problema? Perché sostanzialmente alcune banche riaccreditano sul conto in diversi giorni, in media sono una ventina di giorni addirittura per alcune banche, quindi è per questo che noi abbiamo voluto dare la data di maggior tempo, può darsi che alcuni lo vedranno prima, altri lo vedranno più tardi, ma quello che è l'operazione fatta da Ticket One è un'operazione, è stata un'operazione rapida, cioè noi appena abbiamo avuto la notizia del Napoli ci siamo organizzati, abbiamo assolutamente stornato tutto il costo del biglietto alla carta di credito, quindi a quel punto il nostro lavoro termina, è in mano alle banche che poi devono riaccreditare gli importi sui conti correnti associati alle carte di credito. Certo. Veniamo alle note. Purtroppo ogni banca ha i suoi tempi, quindi abbiamo visto riaccreditare importi anche dopo un mese addirittura. Ricordiamoci che Ticket One ha gestito una massa di rimborsi enorme nell'anno del Covid. Certo. Quindi tra concerti, partite di calcio, proprio il Napoli stesso ha dovuto effettuare rimborsi, addirittura se ricordate è stata un'operazione abbastanza laboriosa, perché come sapete Ticket One vende i biglietti, no? Il rimborso è una cosa che non era molto così, era massiva, non era una cosa all'ordine del giorno. Quindi adesso è una cosa invece che con l'esperienza del Covid facciamo in maniera veramente organizzata e rapida. Ormai diciamo si è acquisita una certa consuetudine, chiamiamola così. Veniamo però a quelle che sono... Sì? Perché noi speriamo sempre che gli spettacoli ci siano, certo, che lo sport, che le partite vengano giocate e che la gente vada allo stadio e veda gli eventi. Questo è chiaro, deve essere così. Ma infatti, dottor Bardelli, a questo punto volevo passare a delle note positive. Stando a quanto ci risulta, la vendita degli abbonamenti ha subito un'impennata verso l'alto, superati i 15.000. Soprattutto poi quelli Champions, che hanno riscosso, da quanto so, un'ottima risposta. Ci può dare qualche dato, dottore?
Voi sapete, perché me lo chiedono in tanti, che i dati noi non li possiamo dare. Certo. Posso dare quello che è l'umore e quindi dire che va bene e associarmi a quello che dite voi. Sicuramente così numeri non li posso fare, perché i numeri devono essere fatti esclusivamente dalla società. Certamente. Quindi, diciamo, contrattuali di riservatezza, e questo io non lo posso dire. Però sta andando tutto nel verso giusto, come d'altronde la piazza merita e questa squadra merita, no? Perché credo che i risultati di questi ultimi giorni siano esaltanti, e quindi avere un posto a Maradona è sicuramente importante, e quindi avere un abbonamento di Champions, avere l'abbonamento per il campionato è qualcosa di assolutamente importante per il tifoso. Come mai la società ha deciso di adottare questa politica di riservatezza? A memoria Non è vado, una vado a memoria e penso sia l'unica in Serie A, politica giusto di Riccardo? riservatezza che applichiamo noi nei nostri contratti. Sì. È una politica di riservatezza che applichiamo nei nostri contratti, non è Certo. della società, ce l'abbiamo con tutte le società. Voi mi potete chiedere i numeri di qualsiasi squadra e io vi darò sempre la stessa risposta. Cioè, noi non vogliamo comunicare al posto delle società quelli che sono numeri e altro. Ok, diciamo allora che questa domanda andava fatta più al Napoli, quindi che a lei, perché le altre società comunicano i numeri, mentre invece il Napoli ha deciso di adottare questa politica di riservatezza. No, le società possono comunicare i numeri tranquillamente, ognuno è libero di farlo. Esatto. Cioè, noi non possiamo comunicare al posto della società. Chiaro. Cioè, questa è una nostra scelta, quindi non è del Napoli verso di noi, ma è una nostra scelta contrattuale che applichiamo a tutte le società. Poi se qualche società ci dice sì, ok, mi fai la cortesia, mi comunichi, e allora noi lo facciamo con una liberatoria. Non comunichiamo numeri sul numero di abbonati, il numero delle presenze allo stadio. Poi tra l'altro questo è abbastanza trasparente per quanto riguarda le presenze allo stadio, perché c'è una mappa su web, su Ticket One Sport, su Sport Ticket One, dove quando si acquistano i biglietti vedete l'udienza, quanti biglietti sono a disposizione, quindi farsi i calcoli dalla capienza e il numero di posti a disposizione si fa presto, insomma, no? C'è una trasparenza assoluta da questo punto di vista. Però per il resto io come Ticket One non posso assolutamente mancare a un rapporto contrattuale che abbiamo. Assolutamente sì. E allora, dottor Bardelli, la ringraziamo anche per insomma, l'aiuto che ha dato a coloro i quali volessero poi chiedere il rimborso del biglietto per il settore ospiti di Ranger Napoli. Le auguriamo buon lavoro e ovviamente a presto risentirci. Grazie, arrivederci a tutti e un saluto ai vostri ascoltatori. Grazie. Dottor Bardelli di Ticket One. Mi dicono che siamo già pronti. No, adesso. No, allora, però caro Emanuele Bernardo, qui io leggo i messaggi, leggo gli ultimi aggiornamenti. Se tu mi dici andiamo a Glasgow, e allora a quel punto volo a Glasgow, perché tu sei sempre comunque il regista, nonostante tutto, comunque sei il regista di questa trasmissione. Però se poi mi dici che possiamo attendere con calma qualche minuto, tempo di settare il collegamento con Glasgow, ricordiamo, possiamo dire che siamo gli unici in questo momento, siamo l'unica, a parte che siamo l'unica TV monotematica e su questo non ci piove, giusto? Sì, non la panoramica degli altri, però credo di sì. Vi stiamo dando la possibilità di andare con le immagini prima a Glasgow e quindi studiare, carpire i segreti del prossimo avversario del Napoli grazie al contributo dei nostri Manuel Guardasole e Claudio Russo, e poi dopo ovviamente faremo anche il check, il cosiddetto check a Castelvolturno, dove questa mattina si è allenato il Napoli. Vi mostreremo le immagini anche dell'allenamento degli uomini di Spalletti, grazie poi anche al racconto di chi era lì questa mattina nel Konami Training Center. Ti ricordavi che si chiamava Konami Training Center? Assolutamente. Non ti è mai più uscito dalla mente, Konami, vero? per quelli della nostra generazione, quando si dice Konami è Winning Eleven, sì. Nemmeno Pro Evolution Soccer, è Winning Eleven. È Winning Eleven, sì, poi Pro Evolution Soccer, però prima Winning Eleven. Adesso ci siamo, credo che il nostro Emanuele Bernardo stia per darmi
l'ok e quindi potremo trasferirci con le immagini e con il suono nel centro sportivo dei Rangers, che alcuni mi dicono non sia proprio, diciamo, tecnologicissimo, però lo chiediamo al nostro Manuel Guardasole, già inquadrato. C'è anche un po' di venticello, fortuna che lui ha un bel golfino che lo protegge. Buongiorno Manuel, come stai? Ok, perfetto. Buongiorno a voi Vincenzo. È vero? Mi hanno detto che il centro sportivo dei Ranger non è tutta questa tecnologia, non c'è neanche un posto dove prendere qualcosa da bere, confermi? Ma guarda, non so da questo punto di vista, dal punto di vista tecnologico, ma ci sono tanti campi. Dal punto di vista tecnologico, se vuoi questa curiosità, alle nostre spalle vedi quella tribunetta Rangers TV, è praticamente su tutti i campi ed è probabilmente la postazione dove registrano le partite anche dei ragazzi, perché alle nostre spalle, alle spalle della telecamera, ci sono diversi campi, si stavano allenando già i ragazzi delle giovanili dei Rangers, insomma abbiamo visto davvero diversi campi, un centro sportivo molto grande. Faccio una battuta. Come no? Castelvolturno. Non sarà tecnologico, non è che noi siamo la NASA. Uguale a Castelvolturno, quindi, diciamo. Sì, Ringraziamo anche il nostro Claudio Russo che in questo momento sta facendo un bel focus. Prima sui calciatori, almeno sullo staff tecnico che sta dando indicazioni, e che prima ci ha mostrato con uno zoom proprio la telecamera che inquadrava il campo. Vedi? E allora, non lo so, chiedo al nostro Manuel. A questo punto Manuel, raccontaci anche un po' quello che hai visto in campo, come sta lavorando Van Bronckhorst. Questo pure non ho mai imparato bene a pronunciarlo. Allora, innanzitutto, come avrai visto, abbiamo girato la nostra inquadratura perché vi stavamo mostrando uno dei campi. In realtà qui c'è anche un campo un po' più piccolo, diciamo una metà per iniziare, sai, le esercitazioni di riscaldamento, ed è proprio in questa zona che ci saranno i 15 minuti aperti alla stampa. Sono appena arrivati e quindi di fatto inizia in questo momento la rifinitura dei Rangers. Eccolo Van Bronckhorst in questi istanti inquadrato. Io do anche una cuffietta al nostro Claudio, così sentite anche lui e vi possiamo raccontare insieme quello che accade qui, dicendovi insomma che in questo momento sta iniziando la rifinitura dei Rangers. Poi nel pomeriggio ci saranno le conferenze stampa sia della squadra locale sia del Napoli, chiaramente. Allora ragazzi, a voi insomma, nel senso, ci piacerebbe capire anche in base a quanto avete capito nelle ultime ore, nel senso, oltre alla cartolina che il nostro Claudio Russo ci aveva promesso, immagino abbiate raccolto, no, anche un po' di informazioni su quello che sarà il prossimo avversario del Napoli. Le telecamere in questo momento ci stanno aiutando tantissimo, complimenti a voi, belle inquadrature, belle insomma carrellate. Arricchendo, vi chiediamo insomma anche, diciamo, con qualche informazione, ecco, sugli avversari del Napoli. Chi è l'uomo più pericoloso al momento, il tipo, ecco, di gioco che probabilmente potrebbe mettere in campo Van Bronckhorst. Allora, inizio io e poi coinvolgo anche il nostro Claudio. Claudio, innanzitutto ci chiedono chi è il giocatore più pericoloso e partiamo col dire che è indubbio al momento, perché si tratta di James Tavernier, capitano. Ieri abbiamo mostrato anche la maglia di Tavernier, terzino del club, che lo scorso anno ha segnato diversi gol, insomma quasi il capocannoniere di questa squadra, ed è indubbio in questo momento, come è indubbio Ben Davis, l'altro terzino arrivato dal Liverpool, 27enne, sinistro, quindi del terzino sinistro dall'altro lato del campo. Sono in questo momento in dubbio e questo sicuramente può essere un bene per il Napoli, che chiaramente diciamo spinge tanto sulle fasce. Per quanto riguarda il modulo, solitamente si tratta di un 4-2-3-1 con Camarà, che in realtà può schierarsi sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, vedremo, cercheremo di capire qualcosa anche da questa seduta. E intanto Claudio provava ad andare su Tavernier, giusto? Stiamo cercando Tavernier in campo. Sì, potrebbe essere dal lato destro, credo. Vediamo se c'è, perché potrebbero essere indicazioni importanti anche di formazione. Vi dicevamo, loro sono sicuramente i nomi più noti anche all'esterno di questa squadra. Poi fra i pali c'è McLaughlin,
che tra l'altro Claudio è un ultra 35enne. Peraltro sì, innanzitutto buongiorno a tutti. McLaughlin peraltro convocato in nazionale scozzese anche assieme a Ryan Jack, sono due i giocatori della squadra di Van Bronckhorst a essere convocati per i match della Scozia. È chiaro che la possibile assenza di James Tavernier, così come le cessioni di Joe Aribo al Southampton e Calvin Bassey all'Ajax, hanno privato i Rangers di Glasgow di due pedine fondamentali per il prosieguo, il cammino dei Rangers in Europa League, culminato nella finale persa a Siviglia contro i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte. Possiamo dire inoltre che anche una conoscenza, Claudio, del nostro calcio che però è infortunato in questo momento è Philippe Lander, che ha giocato anche al Bologna, 29enne. E non soltanto, c'è anche Yanis Hagi, sì, il figlio del grande Gheorghe Hagi, il rumeno ex Fiorentina. Entrambi non sono in lista UEFA per infortunio e mancano peraltro da tanti mesi, perché Lander è indisponibile per un infortunio al piede da aprile, Hagi è in fuori per un infortunio al ginocchio dallo scorso 21 gennaio. Per quanto riguarda gli acquisti più interessanti, l'attaccante croato Antonio Colak dal PAOK di Salonicco, Ben Davis dal Liverpool. Indisponibile in questo momento Tom Lawrence dal Derby, ex Manchester United, Rabbi Matondo dallo Schalke, e poi molto interessante il prestito dal Bayern Monaco del numero 71 Malik Tillman, considerando che i prestiti del Bayern Monaco poi all'estero fanno sempre bene. Sì, Tillman è un nome molto interessante che ha già disputato le prime gare con i Rangers, ha debuttato anche nella gara contro l'Ajax, era stato anche protagonista di playoff contro il PSV. E poi c'è Colak, parliamo un po' anche della prima punta, che ha segnato i 2 gol di importanza vitale proprio contro il PSV in quello che sono stati i playoff per accedere poi alla fase gironi. Ha giocato anche contro l'Ajax, non è andato a segno, in campionato invece solo una tripletta per lui finora contro il Ross County il 27 agosto. Chiaramente è l'attaccante principe di questa squadra, è diciamo l'uomo che la difesa del Napoli deve temere. Ha segnato 7 gol in 11 presenze, 4 in campionato e 3 in Champions, compreso, dicevamo, il gol decisivo al PSV Eindhoven nel ritorno dei playoff giocati proprio ad agosto, prima di accedere alla fase a gruppi. Adesso la squadra è divisa in 2 gruppi, parte il classico Torello. Andiamo anche un po' a zoomare sui protagonisti, cercando appunto di capire se c'è Tavernier. Potrebbe essere lui. Chiediamo anche a voi in studio, chiaramente. Presenza di quello che è potrebbe essere lui, l'uomo più pericoloso dei Rangers. Dobbiamo capire sì, è sicuramente Vincenzo l'uomo più pericoloso, è da capire soltanto se si sta riscaldando col gruppo oppure no. Chiaramente non siamo vicinissimi, nonostante con la nostra telecamera riusciamo a zoomare fin lì. Ragazzi, ma ieri Marco Negri ci parlava di questo ambiente di Ibrox, della passione, del fatto che i Ranger più che una squadra siano un po' una fede, come spesso diciamo anche del Napoli per tanti napoletani. Volevo chiedervi se avete avuto un saggio, no, in queste ore che avete passato lì in Scozia, anche di questo aspetto. È davvero come dice Marco Negri? Marco Negri, Claudio, ieri diceva in studio, parlava dell'affetto, del calore dei tifosi del Rangers verso questa squadra. Tu conosci meglio di me la storia, no, di questo club, e ci chiedevano se abbiamo notato questo calore da parte dei tifosi. Io direi, e poi lascio la parola a te, che dal tassista a chiunque, anche alla persona che ci ha venduto stamattina i quotidiani oggi, sono tutti molto legati a questa squadra. Assolutamente sì, Manuel, ma soprattutto la storia recente dei Rangers di Glasgow è qualcosa di storico. Perché? Perché nel 2012 i Rangers vanno in amministrazione controllata, sostanzialmente falliscono, vengono retrocessi in quarta serie. E in quarta serie cosa succede? I giocatori della rosa attuale di quell'anno chiaramente si svincolano,
e proseguono la carriera in altre squadre. Ad esempio Steven Davis, che oggi parlerà in conferenza stampa, nel 2019 è tornato al Southampton proprio per tornare alla sua ex squadra. Poi possiamo dire che un po' come il Napoli, sai, che fa 60.000 in Serie C contro il Cittadella, possiamo dire che i Rangers di Glasgow sono ripartiti dai bassi fondi del calcio scozzese per risalire dalla quarta serie fino alla Premiership scozzese, chiaramente al classico derby eterno contro il Celtic, un'età molto sentita, fino ad arrivare ad oggi con il ritorno in Premier League, in Champions League nella fase a gironi dopo 12 anni. L'ultimo, lo ricordavamo anche ieri, ad aver segnato in Champions ad Ibrox fu Wayne Rooney, e quindi a distanza di 12 anni vediamo un po' chi sarà il prossimo, con la speranza chiaramente che possa essere soltanto giocatore del Napoli. Tutto chiaro. Claudio, poi possiamo raccontare anche il clima. Sì, no, volevo raccontare quella che era il clima qui sullo spostamento della gara. Chiaramente c'è l'affetto, il calore nei confronti di questa squadra, ma vi diciamo che a Edimburgo ancora di più, ma anche a Glasgow c'è un'atmosfera davvero particolare legata alla morte della regina, questa settimana molto particolare che porta al funerale di lunedì. Insomma, una città un po' sospesa in attesa di questo evento, e insomma anche lo slittamento di questa gara non è che abbia suscitato chissà quali reazioni qui rispetto chiaramente a quelle che ci sono state a Napoli. Claudio, leggevamo che probabilmente la richiesta del club per stasera, quindi questa è una curiosità, poi magari ne parleremo anche più tardi, potrebbe non esserci l'inno Champions. Sì, effettivamente vi possiamo raccontare sui quotidiani in edicola, poi dopo troverete anche sul nostro canale YouTube l'approfondimento dedicato, un po' come ieri con la rassegna stampa dei quotidiani. C'era la possibilità, si paventava la possibilità che per rispetto al lutto nazionale che è ancora in vigore nel Regno Unito possa non essere suonato l'inno Champions. Manca ancora una conferma ufficiale chiaramente da parte dei club, dopo magari in conferenza stampa potremo capirne di più. Chiaramente immaginare un Ibrox comunque a lutto, perché qui soprattutto i Rangers sono molto più legati alla monarchia proprio come ideale rispetto ai cattolici del Celtic. Immaginare un Ibrox Stadium totalmente pieno, ricordiamo anche il settore ospiti hanno messo in vendita quei biglietti di quel settore per i tesserati gli affiliati al Rangers, poi in vendita libera dalle ore di questa mattina. È chiaro che sarà un'atmosfera strana, molto strana. L'ideale chiaramente sarebbe per la squadra di Spalletti riuscire a sovrastare questa atmosfera che va chiaramente oltre i confini del calcio. E si giocherà con lutto al braccio, come scrivevano tutti i quotidiani stamattina. Ragazzi, io prima di salutarvi vi chiedo ovviamente quelli che sono anche i programmi del Napoli, perché il Napoli ha terminato l'allenamento a Castelvolturno, si dirigerà poi all'aeroporto per partire destinazione Glasgow. Ci saranno Spalletti ed Anghissà in conferenza stampa. Mi raccomando al buffet, che so essere molto generoso tra l'altro nelle varie conferenze stampa per i giornalisti, quindi se non avete fatto una donazione abbondante posso dire ce lo meritiamo, perché in questa prima giornata lo sai che mi riferisco a Claudio. E se ci riepilogate anche quelli che sono i prossimi appuntamenti, ovviamente anche con il Napoli una volta arrivato in terra scozzese. Sì, allora innanzitutto vi diciamo gli appuntamenti che trasmetteremo in diretta da qui, e come trovate anche il programma su calcionapoli24.it per chi volesse leggerlo più tardi. Innanzitutto l'allenamento come vi stiamo mostrando adesso, poi ore 16:30 locali e quindi 17:30 italiane ci sarà la conferenza stampa del Rangers proprio dall'Ibrox Stadium, quindi saremo già lì allo stadio
resteremo allo stadio perché alle 20 italiane ci sarà il walk around all'Ibrox Stadium del Napoli, che arriverà in pullman direttamente dall'aeroporto, perché poco prima è previsto l'arrivo a Glasgow, e verranno direttamente allo stadio per assaggiare il clima dello stadio, perché poi un quarto d'ora più tardi, 20 e 15 ore italiane, conferenza stampa di Luciano Spalletti e Anguissà, tutto in diretta video su Calcionapoli 24. Per quanto riguarda i Rangers di Glasgow, in conferenza stampa con Giovanni Van Bronckhorst c'era Steven Davis, di cui parlavamo prima, è chiaramente un elemento di assoluta esperienza, che può essere anche un nome spendibile in vista della formazione di domani. Sì, numero 10, 37 anni, centrocampista della Rangers e pilastro di questa squadra. Claudio, Bruno Galvan ti chiede della colazione, non so perché. Guarda, la colazione all'inglese, il caro Bruno Galvan, Vincenzo, chiaramente non è lì dove abita lui, non è avvezzo a queste pratiche, mettiamola così, no, però a parte gli scherzi, è chiaro che qui in Inghilterra comunque i ritmi proprio di vita, gli orari sono totalmente diversi da quelli italiani, e quindi ci dobbiamo abituare, perché se noi volessimo andare come facciamo al Maradona, andare a mangiare dopo la partita, troviamo tutto chiuso, quindi dobbiamo industriarci in modo diverso. Vabbè, Quindi diciamo avete che fatto Claudio quella ha classica gradito colazione la bacon, colazione uova internazionale. Sì, Claudio l'ha gradita, io un po' meno, sono andato di muesli, ma adesso ho già fame. Vabbè, se non altro avete Diciamo incamerato un po' di energia. Cappuccio e brioche, poche, per Zero, non zero, parlare del Righi, caffè, zero, perché ma proprio altrimenti inesistente. Ragazzi, allora ci sentiamo dopo. A dopo, grazie. Grazie, grazie. Un plauso a Manuel Guardasole e a Claudio Russo, non solo giornalisti ma anche operatori, con dettaglio, con precisione, ci hanno mostrato le immagini in diretta. Eravamo in diretta. Fai signori. attenzione tu là dietro. Dici vedi? che Claudio e Manuel gli fanno le Che scarpe? ti fanno le Ma tanto lui è il scarpe. regista, sta là, è il capo, comanda lui, che gli frega. Capo dei capi. Non è il capo. Emanuele Bernardo in cabina di regia tutto attaccato. Sei, Chi lo schioda da sei là? il capo? Chi lo schioda? Mostra i muscoli, Emanuele Chi lo Bernardo. schioda da là? Il nostro Emanuele Bernardo fa il bello e il cattivo tempo in cabina di regia. Adesso, caro Emanuele, dimmi che abbiamo le immagini di allenamento da Castelvolturno. Ancora No, no, ancora. ancora no. E allora, sai che ti dico? Esonerato Stroppa del Monza, squadra affidato a Palladino. Non volevo dirti questo, però Allora te lo fa dico comunque io, bene a sì. dirlo, perché è un'informazione importante. Prima Squadra al panchina. momento a Palladino, però non credo che... Prima panchina in Serie A è la seconda. C'era già stato un esonero? Se non- No, mi sa che è la prima. La prima, aspetta, ma te lo dico subito. No, perché è non ricordo. Mihajlovic. Già a sinistra, quindi la seconda, dopo 6 giornate, già 2 esoneri. Mihajlovic a Bologna sostituito da Tiago Motta e Stroppa Feci al il Monza. In conto, questo l'anno momento scorso Palladino. c'è stato un esonero ogni 3 giornate. Mamma mia. Se alla fine fai il conto tra allenatori esonerati, tra esoneri e giornate, ci fu un esonero ogni 3 giornate. Quindi, Più esoneri che nascite, un altro poco. quindi. vabbè, se ci pensi per ogni esonero poi c'è la nascita di un nuovo progetto. Proviamo a vederla dal punto di vista filosofico, romanticamente. anche se credo che di romanticismo ci sia Ma dovrebbe ben poco. essere, diciamo, temporaneo, Se l'è no, meritato? Palladino? Sì, Palladino si del parla Palladino. di Ranieri, si parla di Donadoni, Donadoni ex Milan. si parla di Ranieri, si parla di Donadoni. Questi sono i nomi che al momento intrigano di più la dirigenza, Berlusconi, lo stesso Galliani. A me onestamente il Monza non aveva mai convinto troppo. No, però ragazzi, prima volta in assoluto in Serie A, anche per Stroppa. Però dai, è cominciato da un mesetto il dai. campionato. Si sono disputate 5 giornate, quante ne sono? Sì, 5, questa è la sesta, quindi. Che ti aspetta che era a 16 punti il Monza? Cioè, esatto, cosa ti aspettavi da Certo, Monza, magari caro qualche Galliani? cosina in più la poteva far vedere, però insomma è lo scotto di essere arrivato per la prima volta in Serie A, quindi squadra totalmente nuova, rivoluzionata dal mercato. Io sono sempre per dare un po' di tempo, a meno che non ci siano dei problemi insormontabili all'interno dello spogliatoio, ma francamente non lo so questo, in casa Monza non saprei. Devo dire la verità, quando l'ho visto contro il Napoli, il Monza non mi è sembrato una squadra né spettacolare né chissà quanto Quella che ha organizzata. fatto soffrire meno il Napoli. È quella che ha fatto soffrire il Napoli, meno il Napoli,
provando a giocare di fronte al Napoli e venendo puntualmente smontata in quelle che erano le sue intenzioni. Quindi onestamente il Monza non mi aveva fatto una grandissima impressione, però sono sempre di quelli che anche nel mondo del calcio magari una settimana, 2 settimane in più di riflessione, considerando alla fine poi il problema è anche la sosta. Alla fine il problema è anche la sosta, perché spesso e volentieri questi sono i momenti in cui si dice ok, adesso arriva la sosta, io lo esonero, così poi a quello che arriva do il tempo di lavorare e di trovarsi, diciamo, a dare già un'idea alla squadra quando riprenderà il campionato. Ultima partita, questa prima della sosta, e poi al prossimo allenatore del Monza il compito di riportare la squadra verso lidi, diciamo così, un po' più tranquilli. In attesa di andare a Castelvolturno parliamo di Ndombélé. Sì. Perché in questo momento, in un Napoli che vola, perché batti 4-1 in Liverpool, voli e scrivi la storia, in un Napoli che si trova in prima posizione in classifica, forse Ndombélé è l'unico punto controverso, perché c'è chi dice aspettiamolo, che questo fino a pochi anni fa valeva 70 milioni, non può mai essere un brocco, e chi dice evidentemente se l'anno scorso al Tottenham ha fatto 3 minuti un motivo ci sarà. Io dico che dietro di condizione, da quando è arrivato ci voleva almeno un mese e mezzo prima di entrare in condizione. Sempre detto, secondo me da ottobre in poi dovremmo vedere qualcosina di diverso per quanto riguarda Ndombélé. Siamo a metà settembre, neanche, tra 2 giorni siamo a metà settembre, quindi c'è ancora tempo. Poi la sosta per le nazionali aiuterà ulteriormente a lavorare. Secondo me già con lo Spezia qualcosina di buono l'ha fatta vedere. Cioè, non è stata una prestazione totalmente insufficiente la sua. È ovvio che in questo momento c'è un Napoli con Lobotka e un Napoli senza Lobotka. Non ti puoi aspettare ad oggi che Ndombélé faccia le stesse cose di Lobotka, ma credo che anche quando sarà in condizione non farà le stesse cose di Lobotka. Però una volta entrato in condizione, entrato anche nei meccanismi, nelle rotazioni di Spalletti, sarà un giocatore molto utile. Io continuo a pensarla così, non mi faccio, diciamo, abbagliare da delle prestazioni in questo momento sottotono, e dal punto di vista tattico e dal punto di vista fisico. Io sono assolutamente per aspettarlo, perché io ho ancora negli occhi il giocatore che era Ndombélé, e se torna anche per minima percentuale quel calciatore, credo che possa essere non utile, strautile al Napoli di Luciano Spalletti, quindi assolutamente non lo boccio. Ciro Sposito, il prossimo che viene esonerato è Dionisi del Sassuolo. Segnatevelo, va bene, noi lo segniamo. Il Sassuolo però raramente interviene con Non lo so, con modifiche strutturali. Chiaramente, ragazzi, è come guardare nella sfera di cristallo, non lo sappiamo cosa porterà il futuro. Marek Hamsik, avete già parlato del vergognoso tweet di Bellinazzo? Non l'ho letto, qual è il tweet di Bellinazzo? Adesso lo vado a beccare. Non l'ho letto. Su tweet, eccolo qua. Quello di Juventus Salernitana era già un offside cervellotico, appurato che Bonucci non tocca palla. Adesso per tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare se ad esempio la Juventus dovesse mancare la prossima Champions per 2 punti, chi pagherà i danni? Beh, effettivamente non sono d'accordo. Non sono d'accordo, vediamocene un altro. C'è una differenza sostanziale tra errore arbitrale in quanto tale, sottratto a discussioni, ed errore tecnologico che poteva essere evitato con l'uso diligente degli strumenti media e informatici disponibili. Okay. Su questo sono d'accordo. Una cosa è l'errore umano, una cosa è l'errore tecnologico. In questo caso però è sempre l'errore umano, perché è l'uomo che non ha fatto in modo di avere le immagini corrette. Ammesso che poi parlavamo con Salvio Passante questa mattina, il nostro direttore, lui diceva che alla fine non sono soltanto le immagini diffuse dalla Juventus a dar ragione alla Juventus, ci sono anche altre inquadrature in linea perfetta dei tifosi che stanno uscendo sui social che dimostrano come effettivamente Bonucci non fosse in fuorigioco. Però comunque non sono d'accordo con Marco Bellinazzo, perché punto primo non era un offside cervellotico, perché il regolamento oggi dice che se il giocatore mostra di voler intervenire è fuori gioco, poi piaccia o meno, il regolamento è quello. Che fai? Non lo applichi? Perché non ti piace? Perché è cervellotico? No, su questo non sono d'accordo con Marco Bellinazzo. Eppure non sono d'accordo sul fatto della Champions mancata,
Perché a quel punto che fai? Il Napoli che non vince lo scudetto per l'errore di Orsato su Pjanic, che Napoli fai? che non arriva in Champions per 2 punti con Chi glieli dà i soldi al Napoli infatti dello scudetto mancato? diciamo questo è più enfasi per rimarcare il concetto. È normale che sai quante volte quante squadre non raggiungono i propri obiettivi, esatto. che sia una Champions o uno scudetto o altro, per degli errori arbitrari. L'errore arbitrale fa parte del gioco, l'errore tecnologico no, su questo sono assolutamente d'accordo. Infatti il comunicato dell'AIA di ieri è l'ennesima pezza a colori vergognosa, secondo me, di un... Cosa hanno voluto dire? Nulla, come Allora. sempre, perché non dicono nulla se non provare a chiudersi a riccio, perché non è vero, sono stati anche smentiti, perché la Juventus sul proprio sito, o non mi ricordo, sul sito della Lega, adesso non ricordo dove l'ho vista questa immagine, ci sono le disposizioni di ogni telecamera, di ogni singola telecamera presenti negli stadi, quindi non è vero che mancava l'immagine. Non è assolutamente vero e non è possibile. Cioè l'AIA ha Perché provato a dare colpa ai tecnici, diciamo. Sì, ma non a è chi vero. doveva Non è vero, fare perché lo zoom sull'immagine. c'è quella centrale posta in alto che prende tutto il campo, tutto. Quindi se tu già vedi quella larga, ti accorgi che c'è un giocatore sulla sinistra. Il problema qual è stato? Che le immagini non le hanno viste. Questa immagine, che credo sia dei tifosi comunque, a prescindere da quello che mette ai tifosi, che ovviamente magari sono lì, riprendono, ma tu devi vedere innanzitutto sull'interezza del campo, per assicurarti se non c'è un altro giocatore. L'errore qual è stato in sala VAR? Che hanno visto solamente le immagini parziali, di spalle, tagliando quella parte di campo. Quindi che l'AIA scrive non c'erano le immagini, non è vero. È falsissimo, perché ci sono le telecamere che riprendono tutto il campo nella propria interezza. Quella di centrocampo che c'è, ed è confermata perché a inizio anno vengono comunicate con un apposito comunicato ufficiale le telecamere disposte in ogni singolo stadio. Semplicemente l'AIA, in questo caso il VAR, hanno sbagliato perché hanno utilizzato immagini parziali rispetto a quelle di quali disponevano. E allora torniamo sempre al solito discorso. Perché non mi fate vedere cosa state vedendo? Perché non mi fate sentire quello che vi state dicendo? Perché se succede questo, si risolvono tanti problemi. Ma non è che l'AIA non lo vuol fare. Sai che pensavo Talancia a ha questo? sempre detto, sarà un'AIA trasparente, sentiremo gli arbitri, li sentiremo parlare. Invece ogni volta che li sentiamo parlare, scuse, accampano scuse. Ha fatto bene, Sai che ieri ci riflettevo? non c'è un errore, cioè come se fossi il paradiso l'AIA. Senza non c'è voler problema. raccogliere consensi. Tu dici, se sentissimo le conversazioni degli arbitri, saremmo tutti più tranquilli perché sarebbe tutto più trasparente. E io, a primo acchito, ti dico sì. Però poi penso, no? I processi, i giudici, quando si ritirano per deliberare, e mica sono pubbliche quelle conversazioni, quei ragionamenti, anzi, quelli restano lì. Al massimo dopo vengono pubblicati i motivi, le motivazioni che hanno portato a quella sentenza. Già sarebbe un passo avanti. E forse è giusto, forse sarebbe giusto così. Nel momento in cui, dopo una partita, ma anche magari sempre, arriva una decisione, arriva la spiegazione di quella decisione. Saperlo in diretta è forse troppo, perché poi si andrebbe a pregiudicare la terzietà dell'arbitro, perché l'arbitro è un giudice, no? Forse si andrebbe a pregiudicare la sua terzietà. Però se dopo fosse obbligato, così come lo è un giudice della giustizia ordinaria, a fornire le motivazioni che l'hanno portato ad una determinata decisione, allora forse raggiungeremo un maggior grado di trasparenza. Non so che ne pensi. Penso che sarebbe bellissimo, ma non lo faranno mai. Perché questo qua è il mandato di Trentalance, quanti anni sono? 3 anni? Cambiato qualcosa? In termini di No, comunicazione? da quando è arrivato Trentalange, no, è passato un anno. Un anno, no, forse 2, Nicchi era prima, un paio d'anni almeno. Vediamo. Un paio d'anni. Non so se sono 3 anni. No, forse un paio d'anni. Presidente. Non è cambiato nulla. Sì, 2021. Un anno e mezzo. Non è cambiato nulla. Quindi non c'è volontà di cambiare. Quindi non ci prendessero per il sedere. Basta, francamente, con tutta questa... Allora, per me la soluzione, bella privatizzazione degli arbitri, tranquillo,
modo tale che nessuno ha interessi, perché poi se dobbiamo iniziare a parlare pure degli Che interessi... senso privatizzazione? Cioè estranea, l'AIA, una privatizzazione che dell'AIA. non dovrebbe essere interna alla Lega. Assolutamente no, privatizzazione. Così risolvi il problema. Stop, nient'altro. Non devono avere rapporti con la Lega, perché se parliamo anche di sponsorizzazioni, ci sono anche delle sponsorizzazioni che hanno fatto storcere spesso il naso per quanto riguarda l'AIA, anche con club tra l'altro di Serie A, o meglio con marchi vicini a club di Serie A. Quindi, ragazzi, mi fate un'altra puntata di Calcio Juve 24. Allora facciamo una cosa, se una cosa del genere succede al Napoli non ne parliamo. Tanto. Va bene uguale? Non parliamo mai di arbitri. E noi qua stiamo parlando del movimento calcio. Perché se succede al Napoli allora ci indigniamo, se succede agli altri no. E dai, cerchiamo di essere oggettivi. È successo un qualcosa, secondo me, di vergognoso per il calcio. Ci perculano tutti in questo. Già non è che chissà quanto siamo visti all'estero. Adesso ancora di più. Se non facciamo, tra virgolette, polemica e cerchiamo di parlarne, di capirne tra di noi, ma nascondiamo sempre la testa sotto la sabbia, facciamo come gli struzzi? Non è così. A prescindere che ci sia la Juventus e il Napoli, questo è un errore vergognoso, perché mette in bilico tutto il sistema. Perché adesso il VAR, del quale io continuo ad essere un grandissimo sostenitore, per un errore del genere, perché è successo alla Juventus, è già stato messo in discussione e Dio non voglia che il castello VAR crolli, perché faremmo un passo indietro di altri 25 anni. Quindi è giusto analizzare il perché non abbia funzionato e cercare di porre rimedio, a prescindere che sia Juve, che sia Napoli, che sia Milan, che sia Cremonese, che sia Atalanta, eccetera, eccetera. Siamo pronti per andare al telefono e dare il buongiorno a Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro, come stai? Buongiorno a voi, tutto bene? Ciao Ciro. Ciro, prima di raccontarci, no, anche un po' quanto accaduto questa mattina a Castelvolturno, vorrei sapere la tua su quanto accaduto nelle ultime ore con l'ormai tristemente noto episodio di Juventus Salernitana. Sì, non va bene perché avevamo una certezza che era quella dei fuorigioco, delle linee, non abbiamo più neanche quella. È stato per me penso uno dei weekend peggiori della storia di arbitraggi nell'epoca VAR, perché poi non c'è soltanto Juve Salernitana, ma c'è i due rigori di Lecce Monza, Esatto. c'è il fallo su Martinez Quarta in Bologna Fiorentina, dove il presunto miglior arbitro italiano ne ha fatto un'altra. C'è un problema enorme con l'errore di Candreva è clamoroso, però è importante che ha fatto venire fuori una carenza proprio tecnologica riguardo alla sala VAR. Poi ci sono un palazzo intero che non funziona dalle basi, perché uno di tale arbitro non lo vuole fare più nessuno perché stile Giungo a 15-16 anni andare a prendere tutti in giro per i campetti, da genitori anche dei bambini, e lanciarsi in questa missione. Due sono formati male, poco, e parte dalle sezioni il problema. Infatti io quando li vedo nelle giovanili fatti i tassi dico non mi verrà il Gardi a questi 4 anni di fanno in Serie A. E poi c'è un problema di designazione, non funziona niente comunque sostanzialmente. Marcenaro, quello di Juve Salernitana, penso sia la quarta, quinta partita di Serie A, ha fatto la Juventus. Non mi sembra male. Andrebbero separate le carriere, come si dice spesso per la magistratura, tra arbitro e VAR. Il varista è un altro mestiere a parte, devi sapere arbitrare al video, dove il margine d'errore non può esistere, mi spiace, non può esistere. In campo accetta tutti gli errori possibili e immaginabili, perché sbagliano i gol a porta vuota, sicuramente non può sbagliare un arbitro qualcosa, ma non si può sbagliare con 30 monitor, 2 persone al VAR, quello non si può accettare. Quindi finalmente andrebbe introdotta la comunicazione, perché non è normale che l'unica categoria che non parla siano gli arbitri nel calcio, perché se sempre domenica sera si fosse fatta un po' di chiarezza subito, in maniera trasparente, senza affidarsi a noi, alle testate, a Sky, a quant'altro, sarebbe tutto stato assorbito in maniera diversa.
quindi ci sono tante cose che non vanno e che vanno corrette. Per me l'unico passo avanti che si è fatto è che finalmente sembra che per dare un rigore debba esserci una cosa seria, cosa che ho visto rigori dati per falli di mano a spalle negli ultimi anni. Almeno questo sembra l'unico passo avanti che ho visto nelle ultime giornate, anche se qualcuno ogni tanto continua a sbagliare. Mi ricordo il rigore Spezia Sassuolo da microscopio, diciamo io, non rigore da calcio, però troppo poco per essere assolutamente contenti, anche perché da altre parti si è fatti passi indietro. Ciro, veniamo al Napoli. Ovviamente azzurri che si sono allenati questa mattina al Konami Training Center di Castelvolturno. Nel primo pomeriggio partiranno poi per Glasgow. Questa sera la conferenza stampa anche di Luciano Spalletti. Dalla rifinitura di quest'oggi è emerso che ancora una volta Lozano non si è allenato con il resto del gruppo, puoi ovviamente confermarlo, e a questo punto insomma aumentano sempre più le possibilità di forfait del messicano in terra Sì, no, non scozzese. verrà convocato. Ok, non verrà proprio Non convocato. verrà convocato, piano piano si cercherà di mantenerlo al massimo la forma per Milano. Ciro, ci racconti allora a questo punto un po' come è andata questa mattina, se siamo riusciti ad avere altri tipi anche di indicazioni rispetto alla gara di domani sera. Sappiamo che il Napoli affronterà un bel tour de force. No, sì, sicuramente il Napoli ha delle assenze perché Osimhen, Lozano incidono, basta pensare che probabilmente a destra non ci avrà un cambio, quindi faranno degli esperimenti, ma potrebbero essere il Martini in quella posizione e quant'altro, però il Napoli compatta l'energia a disposizione delle forze, sa deve fare due partite complicate in pochi giorni, con una trasferta che cambiato il programma all'improvviso, però di necessità virtù e si va avanti, perché sono due partite molto importanti. Una può indirizzare già il girone di Champions, l'altra è se un big match, uno scontro diretto, a livello anche di autostima si darebbe parecchio, quindi non si può certamente sbagliare. Ora la testa si fa Champions, poi da giovedì sarà sul Milan-Napoli. Ciro, provando quindi a tracciare una probabile formazione, quando ormai manca poco più di 24 ore all'inizio della gara, ci riusciamo? Beretti, Lorenzo, Rachmani, Kim, lì qualche dubbio ce l'ho tra Mario e Oliveira, potrebbe esserci una rotazione lì, però è uno dei dubbi da sciogliere nell'avvicinarsi alla partita. Anche la Posca, scusate, e Piedischi penso che siano inamovibili. Sì, è Politano, Simeone che lo vede in vantaggio su Raspadori per la tipologia di partita che attenderà il Napoli, e Kvaratskhelia. Questo l'11 che dovrebbe affrontare i Ranger di Glasgow. Con quale atteggiamento? Abbiamo notato comunque che alla fine sembra un discorso scontato, ma non lo è. Il Liverpool è uno squadrone che però ti concede anche qualcosina. Se sei in forma riesci addirittura a segnare 4 o hai la possibilità di segnarne di più. E non è detto che segnare 4 gol poi sia inevitabilmente... Attenzione, il Napoli ha fatto una partita straordinaria e il Liverpool ha fatto una partita pessima. Ecco, questo sto dicendo. Non succederà... Fammi finire, Ciro, perché poi qualche giorno dopo affronti una formazione completamente diversa in casa ed ecco che non riesci a sbloccare la partita per tutti quei minuti. Quale atteggiamento aspettarci domani sera? E da parte del Napoli, che qui già qualche certezza ce l'ho, da parte dei Ranger non ce l'ho. No, vabbè, fortunatamente in Europa nessuno gioca nella giocata dello Spezia. Non esiste quel tipo di calcio. Facendo una provocazione anche la Juventus riesce a fare qualcosa in Europa, non fa. Cioè, la Juventus di Parigi non è quella di Firenze. Perché c'è più spazio. Sì, no, perché per inerzia ti porti a giocare, cioè, è impensabile all'estero fare quello che ha fatto lo Spezia sabato, e il Rangers è una squadra che lavora molto sull'intensità, classica squadra britannica, no? Che fa la partita sui duelli fisici, sui contratti. Infatti
attacca molto sulle corse laterali in ampiezza, si trasforma in casa rispetto a quanto fa in trasferta, tanto è vero che in casa nell'intero 2022 ha perso una sola partita, un derby col Celtic dello scorso campionato, e ha Tavernier e Barisic l'esterni impazzi tra i giocatori più interessanti, tende a spezzare la linea, quindi ad andare avanti, a cercare quindi di aggredire, di pressare. Il Napoli dovrà proprio spegnere questa pressione alta che fa il Glasgow Rangers, e per tutto ciò mi sembra molto più appropriato Simeone che Raspadori, che invece è l'ideale per fare una partita con il centravanti che viene fuori, palleggio tra le linee, apre spazi con le combinazioni rapide, e questo per esempio magari me la immagino più per San Siro come tipologia di partita, dove mi aspetto una partita tattica dove un po' simile alle due dell'anno scorso, no? Tutte e due cercando di non lasciare spazi, anche perché tutte e due hanno perso tanta roba in attacco, una parte Osimhen, dall'altra Leao, Rebic, Origi, quindi credo che per la tipologia di partita che attenderà il Napoli domani sia più appropriato Simeone. Ciro, non mi è sembrato che sia stata particolarmente fortunata la prima partita di Youth League, per domani hai sensazioni diverse? Vabbè, in Youth League Napoli va con la consapevolezza che tra regolamento ed esigenze di energie da risparmiare ci va con dei mezzi limitati rispetto agli altri. Se il contesto in Italia già vede il Napoli battagliare per la salvezza, figuriamoci in quello europeo, quindi non è che ci sono grandi aspettative, l'aspettativa è cercare di far bella figura il più possibile. Non ho mai pensato purtroppo che il Napoli potesse pensare di andare avanti nella Youth League, sinceramente. Però c'è un vantaggio stavolta, che in primavera, siccome c'è una fase dell'Europeo Under 19 alle porte, domenica è già tosta, quindi non ci sono partite, il Napoli potrà concentrarsi al 100% sull'impegno di Youth League. Sono le due squadre a 0 punti, perché anche il Glasgow Rangers ha perso 2-1 ad Amsterdam alla prima, quindi vediamo cosa ne viene fuori domani. Ultima considerazione, Ciro Truise su Tanguy Ndombele. Il tema sta spaccando la nostra diretta. Ovviamente immagino che tu stesso non pensi sia il classico vertice basso, non sia il sostituto di Stenlo Bosca. Le tue aspettative rispetto a questo calciatore che fino a poco tempo fa valeva 70 milioni? Per me Ndombele è una bella mezzala box to box, cioè di quelle che forte tecnicamente, che hanno l'imbucata, che hanno il tempo di inserimento, può diventare un'ottima soluzione nelle rotazioni, per esempio come per la tipologia di mezzala alla Elmas, può dare un grande contributo. Per me, al di là del ruolo, sabato ha fatto meglio rispetto a Lecce, cioè si vede che stava meglio, ha avuto anche qualche spunto, però un giocatore che è abituato a portare palla, a tentare il dribbling, non mi sembra adatto per fare il play, no? Cioè, è l'antitesi, diciamo. Però Spalletti deve fare anche degli esperimenti in questo momento della stagione dove devi cercare di valorizzare i giocatori, non farli fare male, non sovraccaricarli, soprattutto quelli fondamentali, come Ambistano, Botka, Bielischi Pro. Quindi ci sta un giocatore che per me ha la propensione, nel momento in cui non c'è bene, a fare il play, Gaetano, non Ndombele. Però magari io mi auguro almeno che Ndombele, facendo una partita la prossima, riesca a superare l'intervallo, perché ha fatto due partite, ci tutte 2 volte all'intervallo, quindi diciamo che il suo prossimo obiettivo deve essere ancora in campo nel secondo tempo. Staremo a vedere, quindi immagino che per te è un'alternativa o a Zambo Anghissà o a Zielinski. Sì, per me non è un play, ma non è che per me, la sua storia ve lo dice. Poi, per carità, magari si adatta e diventa bravissimo in quel ruolo, però la sua storia dice che lei è una mezzala. Tutto chiaro allora. Ciro, ma tu stai andando a Glasgow? No, Glasgow no. Quindi resti qui in questa trasferta? Sì.
E va bene, allora ci vedremo presto. Grazie per essere stato oggi con noi, Ciro. Un grande abbraccio. Grazie a voi. Ciao Grazie. Ciro. Grazie a Ciro Treviso del Corriere del Mezzogiorno. Raspadori parla non Tullio Tinti ma Fausto Pari, quindi collega Sì. della gente, lavorano chiaramente nella stessa agenzia, Fausto Pari e Tullio Tinti. Ha parlato ai microfoni di CRC e cosa ha detto? Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli. Il Napoli sta dimostrando di avere un grande reparto offensivo. Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l'ha trovato. In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso, giustamente. Trovare una tifoseria calda come quella del Napoli non è facile, ci vuole personalità. Quello che ha vissuto per i suoi 22 anni lo ha reso molto maturo. Una volta che avrà capito tutti i meccanismi farà vedere grandi cose. Sempre dimostrato fin dai 13 anni quello che sapeva e voleva fare. Non è importante come lo vedo io, ma come lo vede Spalletti. Secondo me lo vuole impiegare come esterno o sottopunta. È talmente intelligente che sa giocare ovunque. Il Napoli può restare lì sopra senza ombra e dubbio. Kim mi sta impressionando, nessuno se l'aspettava a questi livelli. Vuoi sapere la mia invece? Lo vedremo molto come prima punta Raspadori. Lo può fare, io lo preferisco esterno, vedi la mia, anche se lui ha giocato tanto come punta centrale, però avendo Simeone non so quanto spazio da centravanti possa avere Raspadori. Nell'ultima ha giocato, fino al gol non aveva fatto benissimo, qualche occasione poteva gestirla meglio, però ha segnato il gol vittoria, quindi ha ragione lui. È un jolly lì davanti, lo puoi far giocare come prima punta, lo puoi far giocare come sottopunta, ha freschezza per giocare anche come esterno. Ti ricorda qualcuno che poteva... Mertens. Ah, appunto. Ed effettivamente secondo me può giocare davvero in tutti questi ruoli. Deve crescere, deve trovare quel pizzico di malizia, forse prenderla proprio da Driss, che tra l'altro gli ha commentato anche per far capire quanto ancora Mertens sia vicino al Napoli. I due non hanno giocato insieme, però Mertens dopo il gol ha commentato su Instagram la foto di Raspadori, ha detto, ti avevo detto che avresti segnato, amico mio. È arrivata pure la risposta dello stesso Raspadori. Cioè, Mertens quasi sta facendo l'allenatore a distanza di questo Napoli. Ragazzi, Mertens ci sa fare. Sì, Io, assolutamente. Insomma, uno non è che vuole subito puntare, anzi no, non lo faccio e basta. Volevo fare dei paragoni che però non voglio neanche fare in questo momento. Non c'è bisogno. Andiamo a leggere. Ti faccio io una domanda. È uscito allora il focus dei Rangers sul Napoli. Però avevi capito quello che il parolone sì, volevo e per fare. questo ti ho fermato. Fatto bene. Esatto. Io preferisco in gamba tesa, sono entrato, che è meglio così. Allora è uscito il focus dei Rangers sul Napoli, sul sito dei Glasgow Rangers. Vabbè, ovviamente spiegano la storia del Napoli, che cosa sta facendo, anche parlano degli Spalletti, famoso per aver inventato Totti falso 9, subentrato a Gattuso, insomma. Indicano 3 calciatori del Napoli come giocatori chiave quest'anno. Secondo te chi sono? Allora, Kvaratskhelia penso che è arrivato anche da loro. E dicono infatti nickname Stello Bocca mi sa che è arrivato anche da loro. No, invece Zielinski. no, allora la Kvaratskhelia, nickname Kvaradona, eccetera eccetera, grande impatto, e quindi Kvaratskhelia Dove sta? Sul nome sito dei Rangers, numero- così lo facciamo vedere anche a loro. Sì, esattamente. Kvaratskhelia è il key player numero 1, Ok. giocatore chiave. Il Quindi secondo, non Zielinski e non lo Zielinski, Bocca. Allora, dammi non lo un Bocca. centrocampista? Sì, però Vabbè, allora è facile. Va bene. Perché? e Anghissà is a driving force in midfielder under Spalletti. Perché chiaramente l'hanno visto in Premier. L'hanno visto in Esattamente. Premier. Mentre il terzo non ci arrivi. No, aspetta, non lo voglio vedere, Ma non non lo ci voglio arrivi, vedere. ma non ci arrivi. Ti dico Dimmi io. però se è centrocampista o difensore. No, Né centrocampista né difensore. no, Ma scherzi. eh, Il portiere. no. Non ci arrivi. Perché Allora, non è un centrocampista né difensore né un portiere, è un attaccante. Giocatore chiave. secondo allora i 3 giocatori chiave. Che loro domani gioca? Nomina potrebbe. Gioca Kvaratskhelia, Anghissà e allora era Spigno. è Raspigno, è Raspadori. While Italy hold high hopes per il 22enne, cioè lo indicano come una delle promesse del calcio italiano per la sua giovane età,
e quindi i Glasgow Rangers considerano Raspadori uno dei giocatori chiave di questo Sto Napoli. provando a cercare questo articolo. Sì, aspetta, dove si trova? Io sono nella home sul- page. sul No, sito- questa è la Yacht League. No, deve andare sul sito dei Opposition Rangers, Focus, esattamente, Napoli. bravissimo. Eccolo qua. bravissimo. Vedi, Position è tutta Focus la Napoli. storia, e poi key Vediamo che player. attacca Emanuele. Style of play, key player, Kvaratskhelia, Kvaradona, Zambo Anghissà e Giacomo Raspadori. Vedi un po'? Questi sono i 3 giocatori chiave secondo i Rangers del Napoli. Ovviamente si soffermano sul fatto che non ci siano dei precedenti tra le 2 formazioni e l'unico giocatore, o meglio, giocatore player linked, quindi il giocatore collegato tra le 2 squadre, diciamo il classico doppio X, è Gattuso, che non ha giocato ovviamente con il Napoli, ma lo ha allenato, però ha giocato e come con i Glasgow Rangers. Quindi, Parlano anche di Piotr Zielinski, dice Sì. Style of play, like Ajax before them, Napoli typically line up in a 4-3-3, formation under Spalletti. Vabbè, traduciamola direttamente. Sì. La squadra italiana ha un centrocampo che si trova a suo agio nel possesso, compreso il diciamo highly rated sarebbe molto rispettato, molto valutato, Sì, highly rated, alta valutazione. altamente valutato. Piotr Zielinski, avevo paura di dire overvalutato e sarebbe stato quasi un è sopravvalutato. altamente in considerazione. Esatto, Piotr Zielinski, mentre tendono ad attaccare attraverso le loro veloci e tecniche ali, prima di consegnare dei cross all'interno dell'area di rigore. Nessun team in Serie A ha segnato più gol del Napoli in questo momento in stagione, quindi hanno incentrato il focus su quello che è il lavoro che si fa sugli esterni e sul contributo di Piotr Zielinski. Effettivamente senza Osimhen viene meno anche nella partita di Glasgow questa freccia che Sì. c'è nella faretra di Luciano Spalletti, vale a dire la ricerca rapida della profondità, oltre che dell'ampiezza, oltre che dei cross all'interno dell'area di rigore. Manager Luciano Spalletti, poi vabbè, chiaramente fanno un focus sul tecnico toscano, il quale questa mattina veniva un po' punzecchiato. Hai visto durante la rassegna stampa? La Gazzetta No, diceva se non si perderà. Stavo la rassegna stampa scozzese, no? No, se non si perderà in quelle che sono, diciamo così, delle quisquiglie, potrà portare il Napoli allo scudetto. Secondo me Spalletti tutto sta facendo fuorché perdersi in quisquiglie. Assolutamente sì, quindi non mi trovo per niente d'accordo, però insomma pareri che rispettiamo ma che non No, assolutamente, ognuno dice semplicemente quello che sì, il suo non pensiero credo proprio merita. che si stia perdendo in quisquiglie Luciano Spalletti, dopo tutto il precampionato che ha vissuto, anzi è stato sempre tra i pochi lucidi ad analizzare il tutto, quando qui invece c'era una tempesta tra i mancati arrivi, le cessioni e altro. Spalletti era concentratissimo sul campo e lo ha dimostrato. Il nostro vero top player è Aurelio De Laurentiis. Gioca lui domani? Ti saresti mai aspettato di leggere questa frase un mesetto fa? Fin quando non fa il capocannoniere... Un mesetto fa io non avrei mai detto che qualcuno avrebbe scritto nella nostra chat il nostro vero top player è Aurelio De Laurentiis. Quanto possono cambiare le cose nel Siamo mondo la del città calcio? degli eccessi, in un verso o nell'altro. Nell'equilibrio proprio. Non ci garba per nulla. Chi giocherà Raspadori o Simeone? Secondo me gioca Simeone domani. Perché? Per quello che ho detto ieri, per la fisicità e perché sono... diciamo i difensori dei Rangers non sono solo fisici come magari quello dello Spezia, ma te lo vengono a prendere l'attaccante, cioè gli stanno addosso, non ti concedono tutto quello spazio, quindi bisognerà tenere botta. E Simeone probabilmente in questo momento nella verticale, provando quindi a fare il gioco sulla linea di fuorigioco, se vuoi avere quel piano B del lancio come con Osimhen per superare proprio la difesa dei Rangers, in questo momento potrebbe essere meglio Simeone che Raspadori. Mi immagino un Napoli più stile Liverpool, meno palleggio, più verticalità, e in questo quindi penso sia meglio Simeone. Il centravanti non deve essere per forza Boa punto di riferimento, scrive Faber GT, se viene a giocare più basso per sfruttare gli inserimenti delle ali e delle mezze ali, e Raspa lo può fare, dice. Sì, anche Raspadori, però fisicamente io ci vedo meglio Simeone domani. Poi Raspadori può entrare a partita in corso, cioè hai questa fortuna, cioè, quest'anno ti manca Osimhen e hai 2 alternative validissime. Quindi insomma le gestirà Spalletti, però se mi chiedi
tu chi faresti partire? Io farei partire il Ciolito, no? L'uomo Champions il Ciolito in questo momento. Ti leggo le ultime che arrivano chiaramente da Castelvolturno, dove è stato emanato, è stato diffuso anche il report della seduta di questa mattina. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Ranger, in programma domani alle ore 21, perfetto, fase di attivazione. Torello, poi lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto ancora una volta personalizzato in campo, terapie soltanto per Victor Osimhen, quindi ormai ci sbilanciamo, sicuramente non giocherà contro il Milan, vedremo se potrà giocare alla ripresa delle ostilità dopo la sosta. Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo. Ricordiamo che il messicano ieri è stato colpito da un attacco di natura influenzale, e se ad oggi, quando mancano poco più di 24 ore all'inizio del match, fa personalizzato in palestra e in campo... No, è ufficiale, non è tra i convocati. Giustamente, è arrivata anche la lista dei convocati, quindi ci possiamo sbilanciare. Non è tra i... No, siamo in attesa, però insomma è di fatto ufficiale che non sarà convocato. Ce l'ha anche annunciato poco fa il nostro amico Ciro Troise dopo la rifinitura. Che stanno scrivendo sulla chat? Non lo so, leggo. Che cosa non era riferito? Da 18 anni sono a favore De Laurentiis, non sono io quello che parlava di Bancarella, del Torrone, di Salomeri a conduzione familiare. Vabbè, ma assolutamente sì, ragazzi. Ma ripeto, ognuno ha le proprie opinioni ed è giusto rispettarle fin quando ci sia educazione nell'esporle. Che cosa non era riferito a me? Faber? Il messaggio su Raspadori. Mi sono perso. Che cosa? Il messaggio su Raspadori. Io ti ho letto il messaggio di Faber, che individuava come Raspadori, diciamo, un attaccante in grado di fare spazio, di creare gioco per l'inserimento delle mezze ali. Ma fondamentalmente era d'accordo. Napoli non c'era l'attaccante Boa quest'anno, come poteva essere Petagna l'anno scorso, che Simeone non è un centravanti Boa, Raspadori men che meno, figuriamoci se Osimhen è un centravanti Boa. Quindi diciamo che quest'anno il Napoli non ce l'ha, ed è un qualcosa che a me piace e credo anche a te, caro amico Faber. E perché poi non dovrei leggere questo messaggio? Vincenzo non lo legge perché poi l'ha ritirato. Ma ragazzi, io dico semplicemente quello che vedo. A parte che spesso e volentieri abbiamo criticato noi stessi il Napoli, ma in quest'estate voi... La maggior parte di voi... Anche io ero preoccupato quest'estate per la campagna acquisti, non è che adesso mi nascondo dietro un dito e dico io ve l'avevo detto, no, io ero preoccupato, nei live reaction spesso l'ho detto il Napoli è in ritardo. Vuoi sapere di più? Io ancora oggi. Sei preoccupato ancora? È finito il mercato, basta! Io ancora oggi dico che è un rischio. Hai puntato tanto sui giovani. Certo che è un rischio. Con i giovani ti può andare bene o ti può andare male. Ma è normale. Sono passate 6 partite, se sapessimo che già abbiamo preso Kvaratskhelia, se già sappiamo che fa il capocannoniere e vale 200 milioni, tiro anche io un sospiro di sollievo, ma non è così, quindi il rischio continua ovviamente ad esserci. Però, ripeto, la preoccupazione io la condividevo con voi quest'estate. Adesso in tanti diranno... il Napoli ve l'avevo detto, ma è un pochino il gioco delle parti. Se il Napoli fosse andato male, o meglio avesse cominciato male, tutti gli A16, gli anti-ADL eccetera eccetera sarebbero qui a scriverla loro, ve l'avevamo detto, vendi e vattene eccetera eccetera eccetera. Adesso ne vedo pochi perché il Napoli effettivamente sta andando bene. Se il Napoli, corna facendo, dovesse andare male, riusciranno. Se il Napoli andrà bene invece resteranno, diciamo, nelle loro posizioni. Io quest'estate ho sempre detto, sono preoccupato per il mercato del Napoli perché lo vedo abbastanza a rilento, perché era una scommessa ed è tuttora una scommessa. Ho sempre sostenuto il mercato chiude il 1° settembre, vediamo il 1° settembre quando inizierà il campionato quelle che saranno le reali valutazioni. Ad oggi le reali valutazioni dopo 6 giornate, pochissime, sono ottime, sono anche oltre le più rosee, tra virgolette, aspettative nate proprio dalle preoccupazioni che poc'anzi vi dicevo. Questo che cos'è? Equilibrio. Vedi? Equilibrio di valutazione, calma e vedere. Alla fine noi possiamo sbraitarci quanto vogliamo, ma contiamo zero. Contiamo zero nelle decisioni della società, del mercato, quindi è ovvio che uno si preoccupa, però alla fine che cosa si ha sempre contro i super ottimisti e disfatti? Sì, ma io sono Francesco, lo sai, io sono per l'equilibrio, per l'oggettività. Sono d'accordo con te. In questo momento, quindi, Riccardo, qual è il rischio maggiore? Parliamo di rischio. Parliamo di un Napoli che ha deciso di prendersi qualche rischio, no? È un Napoli giusto, se devi ripartire, se devi abbassare il monte ingaggio, devi risparmiare, devi per forza prendere devi fare un azzardo. In questo momento qual è il fattore più alto di rischio secondo te? Difesa, centrocampo, attacco, porta? No, non ne faccio un discorso di ruolo.
quanto di troppa convinzione. Questo Napoli deve restare a fari spenti, lavorare, non esaltarsi troppo, la piazza deve esaltarsi perché è giusto, perché la piazza di Napoli, se è esaltata, è un valore assolutamente aggiunto, esaltata nel senso buono, di euforia, non esaltazione, follia, è un valore aggiunto. Spalletti deve restare concentrato lui, deve far restare concentrata la squadra, deve essere consapevole che questa squadra ha un potenziale ancora inespresso e che deve tirar fuori. Ci saranno dei momenti di up and down, mettiamola così, perché anche con lo Spezia, se Raspadori non segna, stiamo parlando poi nuovamente del baratro, dopo il Liverpool non sei in grado di battere lo Spezia, eccetera, eccetera. Incidenti di percorso che possono assolutamente capitare, probabilmente capiteranno, perché è una squadra giovane, è una squadra ancora inesperta, ma è una squadra che ha voglia, è una squadra che ha fame, è una squadra concentrata. Se manterrà questa concentrazione, non so quali obiettivi raggiungerà, però se la potrà giocare fino in fondo con tutti. E questo è l'obiettivo del Napoli, giocarsela con tutti. Poi quest'anno è complicato, c'è il mondiale, ci si ferma, dire adesso quello che è l'obiettivo della società lo conosciamo tutti, è rientrare nei primi 4 posti. L'obiettivo poi quello che sarà lo vedremo a febbraio, a marzo, no Bruno? Saluto anche Bruno Galvan. Salutiamo il nostro esperto di mercato Bruno Galvan. Raggiante! Perché da domenica è raggiante. Che è successo? Da domenica è raggiante, mentre c'è un'altra sponda di Calcionapoli 24 che invece è meno felice. È taciturna. Vogliamo dire di più o restiamo nell'alveo del mistero? Lo sanno già. Lo sanno. Sì. Vabbè, ma ieri avete chiamato Ciro per tirarlo su di morale, perché ho detto il filo diretto. Non lo so, non lo seguivo, ma c'eri tu. Emanuele, il nostro Ciro Novellini è stato non gli hanno tirato tanto sul morale. Non tanto. Vabbè, ma Ciro si rifà subito. Esatto. Il calcio è bello perché è questo. Ti ricordi il film sull'Arsenal? Come si chiamava? Febbre da 90, il film sui tifosi dell'Arsenal. Si chiudeva proprio dicendo il calcio è bello perché poi c'è sempre un'altra domenica, c'è sempre un'altra annata. Il nostro Ciro Novellino per ora ha perso in casa. Sì, personalmente. Perso in casa, però non ti preoccupare Ciro, prima o poi ci sarà modo anche tempo e modo per rifarsi. Intanto il nostro Bruno Galvan ghigna e sorride il nostro Bruno Galvan. Questo è il calcio, miei cari. Ma allora a questo punto, a proposito di mercato, il Napoli a gennaio non fa niente. Ferma, stavo dicendo questo. Il Napoli a gennaio non fa nulla. Non lo apriamo proprio il mercato. Bruno, il Napoli che fa a gennaio? Niente. Dimmi niente. Ecco, vedi, il nostro Bruno Galvan ci suggerisce che penserà a dolciumi vari. Innanzitutto il Napoli qualcosa deve farlo al momento, vale a dire il rinnovo di Meret. È il tuo portiere titolare ad oggi ed è in scadenza di contratto a fine anno. Da gennaio sarà libero di firmare con chi voglia. Gennaio potrebbe essere libero di firmare con chi vuole, quindi il Napoli in questo momento credo che l'obiettivo principale, da come cambia il mondo, incredibile, è il calcio. L'obiettivo principale del Napoli è capire la questione rinnovo di Alex Meret. Non ricordo quali sono. Se non sbaglio, vado a citare Ciro Venerato, disse che era praticamente roba fatta. Serviva solo la titolarità. Lo era anche prima, però io da quello che so in realtà Meret c'è un principio di accordo, sì, però non è piaciuta molto all'entourage di Meret la gestione comunicativa da parte del Napoli, quindi durante la sosta, magari un po' più in là, dovrà esserci un incontro chiarificatore tra le parti. Non è certamente un accordo insormontabile da poter trovare, anzi si è molto vicini, però c'è bisogno di fare una chiacchierata. Più che altro vedevo... Ma anche dal punto di vista economico? Non lo so se c'è stato un rialzo da parte di Meret. Perché a questo punto Meret potrebbe dire signori, avete aspettato tutto questo tempo? Mo non è più 1.800.000, 2.400.000, ma è 2.600.000. Ma più che altro controllavo la scadenza dei contratti del Napoli. Nel 2003 in scadenza ci sono 2023 ovviamente 2023 ovviamente Ndombele, Raspadori e Simeone perché sono in prestito. Raspadori e Simeone con obbligo, Ndombele con diritto, quindi è stato a 30 milioni. Sì, esattamente. Simeone e Raspadori credo che saranno ovviamente riscattati, Ndombele bisognerà vedere. Poi c'è Meret nel 2023 in scadenza, poi c'è Juan Jesus, ma il Napoli ha un altro anno di opzione, quindi c'è Zanoli in scadenza nel 2023, anche lì bisognerà trovare un accordo. C'è Sirigu, che però il Napoli ha l'opzione per un altro anno, poi ci sono Zedatka e Marfella. Quindi diciamo quindi non è che l'anno prossimo attraversiamo per la prima volta una quest'anno sessione. Dovrebbe essere una sessione giustamente parte Insigne, parte Ospina, parte Mertens, parte Koulibaly, ma io mi porto più avanti.
Perché secondo Ambrosino, me no, se ha rifiatiamo nel 2023, Poi poi nel tocca 24. parlare nel 24, che ti faccio i nomi. 24 Zielinski. in scadenza. Zielinski, opzione di rinnovo di un anno però il Napoli, quindi il 2025. C'è Lozano in scadenza del 24. È lì. C'è Rachmani, però attenzione perché con Rachmani il nostro Bruno ci ha lavorato molto. E Bruno, correggimi se sbaglio, Rachmani siamo a buon punto per il rinnovo, anzi un po' più in là. Ma Rio, vuoi venire in diretta? Dopo Bruno? Vuoi venire a fare un passaggio C'è in poi diretta? Politano. Facciamo C'è un poi blocco Politano. mercato rapido, poi dobbiamo andare. Poi mi alzo e me ne vado. No, perché abbiamo un'altra sedia, allarghiamo il tutto. Devi chiedere al capo. Dobbiamo chiedere poi al regista, Al capo, al grande al regista, al nostro Emanuele Bernardo. Stavi dicendo? Però Rachmani siamo a buon punto, anzi... Se è una domanda per gennaio. Achille Scala, con una bella risatina, scrive ma Solbakken? Chiedi a Tiago Pinto. Tiago Pinto. Tiago Pinto si è fatto un'altra bella risatina. E quindi ridiamo. Tiago Pinto si è fatto un'altra bella risatina. Secondo me non viene. Perché se Spalletti sta puntando su Zerbin, anche magari a partita in corso, non credo che ci sia spazio per Solbakken proprio numericamente. Quindi a meno che poi non decidi di vendere Zerbin, a questo punto io ci punterei su Zerbin. Credo che sia un ottimo prospetto. E secondo me non viene Solbakken alla fine. Così, detto tra di noi. Tutto calcio. Che bello Lozano in scadenza. Perché che bello, cioè vuoi perdere soldi anche con Lozano dopo che ti è costato 40 milioni? Credo che tutto calcio voglia dire che l'esperienza di Lozano in azzurro, tutto sommato, è tutto fuorché positiva. No, proprio, diciamo, positivissima no. Fatto vedere Sprazzi, ma ci si aspettava di più da Lozano. Su questo sono 40 milioni, lo so, 40 con le commissioni. Con le commissioni li 32, superiamo abbondantemente. 32 più commissioni, chiedo sempre a Bruno, conferma in regia. Credo che nella complessità l'affare Lozano sia andato oltre 40 Sì, sui 40, una quarantina di milioni. Certamente per quello che è stato pagato, gli abbiamo visto fare secondo me mezza stagione ad alto livello con Gattuso. Prima dell'ultima stagione di Gattuso. Quest'anno non ha iniziato male Lozano. L'ultima partita non mi ha convinto 100%, però nelle prime giornate non mi è dispiaciuto. Però certo, se spendi 40 milioni ti aspetti qualcosina in più, su questo sono d'accordo. Però questo non vuol dire che se in scadenza del 2024 devi perdere un giocatore come Lozano a zero, anche perché ha richieste Lozano in Premier, dalla Spagna, quindi insomma sarebbe secondo me delittuoso andare a perdere Lozano a zero. Sarebbe delittuoso insistere su quella falsariga. Il Napoli abbiamo capito che non può permettersi di prendere calciatori di quel livello, o meglio, di quella cifra. Giuntoli un miracolo te lo fa, 2 miracoli pure. Però non è che ogni sessione per giocatori in scadenza poi Giuntoli ti caccia il coniglio dal cilindro, perché per Koulibaly e Fabian ha fatto un capolavoro, perché li avresti persi a zero, invece ci ha tirato fuori quasi 60 milioni. Ma non è che ogni sessione poi guarda che abbiamo un calciatore in scadenza tra un anno e Giuntoli poi deve fare le peripezie. Cioè anche Giuntoli cerchiamo di farlo lavorare magari con un po' più di tranquillità. Assolutamente sì, ripeto che è proprio il Napoli che non è una società che può permettersi ad oggi di fare quegli investimenti. Il Napoli è una società che può spendere al massimo quei 10, quei 20 e vedere se poi può andare bene, magari in più tranche. Però il passo più lungo della gamba, Manolas, Lozano, sono poi degli acquisti che evidentemente comunque sono andati a pesare in maniera importante e che hanno poi obbligato a fare certe scelte e soprattutto poi non hanno portato alla conquista di quelli che invece erano obiettivi già raggiunti in passato. Ma poi sono gli ingaggi, cioè il Napoli, la politica del Napoli è quella. Il Napoli non ha problemi, tra virgolette, a cacciare, a fare operazioni da 40, da 50 milioni, insomma quelle cifre là, non c'è un problema il problema sono gli ingaggi. De Laurentiis è stato chiarissimo, il monte ingaggi del Napoli deve restare questo, deve restare sostenibile, e quindi magari compri il giocatore a 40 milioni, però prendi un giocatore che di ingaggio non va oltre i 3, 3,5, e non va più a prendere giocatori da 7, da 6 milioni, da 5 milioni o altro. Quindi è su questa politica, francamente mi trovo anche d'accordo per una società come il Napoli, perché non è detto che un calciatore che paghi magari 3 milioni e mezzo di ingaggio, 3 milioni, sia meno forte di uno che lo paghi 7 milioni. Io faccio sempre il
il parallelo tra Zielinski e tra Rabiot. Rabiot prende 7 milioni alla Juventus. Zielinski da un paio d'anni ha iniziato a prenderne 4 al Napoli, ne prendeva 2,5. Quindi non è automatico che se spendi tanto per gli ingaggi vuol dire che il giocatore è più forte di uno che magari ne prende di meno. Guarda Kvaratskhelia, per farti un esempio. Quindi la politica del Napoli è questa, io la rispetto, la capisco e quindi non mi faccio dei film, dei viaggi mentali quando si accostano giocatori che poi sono totalmente fuori parametro per il Napoli. Salvatore Onina, c'è una trattativa per il rinnovo di Osimhen? Spalletti, non Osimhen. No, anche Osimhen. Entrambi? Sì, vai qualche messaggio prima. Osimhen nel 2025 c'ha il contratto, quindi... Però lui dice, con tutte queste squadre che vanno, che arrivano... Ma è lungo, bussano, 2020, ma 2025 è lungo. Non è che se gli aumenti il contratto, se gli aumenti lo stipendio, poi lo fai più felice e lui non vuole andare più da nessuna parte? No, ma guadagna 4,5 se non sbaglio. Sì, quindi dici già so assai. Laurentiis non è che glielo ma se arriva l'offerta la prossima estate, Osimhen viene venduto. C'è una trattativa per rinnovare Spalletti, ecco, questo sì. C'è una clausola di un altro anno in favore del Napoli. Quindi anche lì, teoricamente, ovviamente De Laurentiis parlerà con Spalletti. Anzi, leggevo sul Mattino l'altro giorno che forse la pausa per i mondiali potrebbe essere un'occasione tra i due per colloquiare. Ovviamente non è che De Laurentiis va ad attivare la clausola se Spalletti dice no, guarda, io ho finito il mio ciclo a Napoli. Quindi i due poi si siederanno al tavolino e capiranno se effettivamente attivare questa clausola o perché no addirittura aumentarla con un rinnovo di contratto. In questo momento possiamo dire che De Laurentiis è soddisfatto dell'operato di Spalletti. Spalletti era molto preoccupato quest'estate e ve l'abbiamo detto più volte, sta facendo un ottimo lavoro di comune accordo con la società. Ad oggi io crepe non le vedo, sono due personaggi forti, Spalletti e De Laurentiis, quindi spesso ci sono stati anche, tra virgolette, non li chiamo neanche scontri, ma delle dispute verbali che però sono risolte. Poi una volta possono andare d'amore e d'accordo, un'altra volta non sopportarsi, però poco importa, alla fine contano i risultati e in questo momento i risultati stanno arrivando. Quindi io penso che Spalletti, a meno di catastrofi, anche l'anno prossimo possa essere allenatore del Napoli, anzi io me lo auguro francamente, perché è un allenatore che... Caro Riccardo, il mercato ha entusiasmato i nostri telespettatori. Quindi ti chiedono anche, ma a questo punto non è che Mario Rui pure va via? Ragazzi, ma siamo a settembre, dai, ma come si fa? Che ne so se va via Mario Rui? Ha un contratto lungo, perché dovrebbe andare via Mario Rui? Ad oggi chi è il titolare, Mario Rui o Olivera? Mario Rui e Olivera. Olivera ancora non è al top, non è al 100%. Secondo me quando saranno al 100% entrambi sarà Olivera. Sento in cuffia che il nostro Emanuele Bernardo dice dai tempo un mese ad sì, Olivera. Sì, no, poi io sono d'accordo, per me se Olivera è al 100% gioca Olivera. Però quest'anno che cosa meravigliosa, chi è il titolare a sinistra? Già questa frase mi emoziona perché fa capire che ci sono delle alternative a sinistra e questo per me è una grandissima vittoria. Tra un po' ci collegheremo con chi conosce molto, molto bene il campionato scozzese, avendo anche lui vestito la maglia di quei Ranger che era fatto un po' di italiani, perché c'era Gattuso, ieri abbiamo sentito Negri, c'era anche Amoruso se non sbaglio, giusto sì, Bruno Galvan? Sì, c'era anche Amoruso e c'era anche il nostro prossimo ospite, vi do un indizio, era un difensore, ad oggi si trova nello staff tecnico della nazionale albanese. Vedi, quindi conosce Reia. Conosce chiaramente Edi Reia e proveremo a capire di più del prossimo avversario e di quelli che invece sono anche gli avversari ad oggi del Napoli in Serie A, vestito le maglie di Juventus, Milan. Bruno Galvan ovviamente già l'ha indovinato, scriveteci voi. È un classico giochino che facciamo in redazione. Da sempre, dal primo giorno in cui sono arrivato in redazione. Anche in retroscena della redazione a Calciopoli 24. A turno e solitamente è Claudio Russo che mette in mezzo sto giochino. Che fa il bardo, mettiamola così. Esatto. Indica un giocatore senza dire il nome, ci dice più o meno l'anno e ci dice 2 o 3 squadre nelle quali ha militato. Esatto. E noi dobbiamo indovinare il giocatore misterioso. Questo è uno dei giochini più popolari a Calcio Napoli 20, uno dei passatempi redazione. Che poi è anche utile. È anche utile al lavoro perché sai, a volte poi lavorando ti viene in mente, ma questo il mister ha lavorato anche là. Allenato con lui. Esattamente.
Anche Atalanta, vedi, io questo non me lo ricordavo, io ricordavo Juventus e Milan. Bruno è anche Ricordavo memoria Juventus storica, e Milan. Lozano non era sul mercato quest'estate, c'erano tutti sul mercato, ragazzi, bastava portare l'offerta giusta e tutti potevano partire. E Koulibaly è la dimostrazione proprio lampante, nonostante fosse uno dei perni del Napoli, è partito perché il Chelsea ha portato quanto chiedeva il Napoli, quindi sì, nel caso anche Lozano poteva essere sul mercato. E quindi vi rispondete da soli. Ci sono state le manifestazioni di interesse, questo sì, ma nessuna particolarmente convinta tale da far partire il messicano. Possiamo andarci quindi adesso al telefono. Piero Mazzoleni, bel cognome. Dai. Insisti tu, Ti ricordi Mazzoleni? Come Te lo no? ricordi? Ecco, lui conosceva bene il Macedone, Mazzoleni. Per Anzi, Riccardo, l'assistente. 2 punti. A Glasgow, centrocampo, Dombele, Lobotka. No, a Glasgow Zielinski, Lobotka, chissà. Siamo pronti per andare al telefono. Il nostro ospite è mister Sergio Porrini. Grazie mister per essere oggi qui con noi. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Davvero un piacere mister, sappiamo che sei molto impegnato, dopo vorremmo chiederti ovviamente anche del tuo lavoro ad oggi con la nazionale albanese, però se puoi darci una mano anche nel capire, ecco, nel conoscere meglio l'avversario del Napoli, Ranger di Glasgow. Ieri abbiamo parlato con uno dei tuoi compagni all'epoca, Negri. Dici anche la tua, com'è cambiata questa squadra? Abbiamo visto che dal fallimento ha fatto una bellissima cavalcata che l'ha riportata in Champions League, ad oggi però trovano qualche difficoltà testimoniata dalla sconfitta nel derby e da quella contro l'Ajax. Sì, è vero, diciamo dal fallimento hanno proprio, sono rimboccati le maniche, sono partite dal basso, dal fondo, cosa che era impensabile che una squadra magari come Ranger potesse succedere qualcosa del genere, e hanno raggiunto di nuovo la Serie A, la Scottish Premier League, vincendo addirittura il campionato al secondo tentativo, diciamo al secondo anno dopo che erano riusciti a ritornare in Serie A, secondo o terzo anno, comunque proprio dominando anche quella stagione. L'anno scorso hanno fatto un testa e testa con il Celtic, perdendo il campionato, e quest'anno le aspettative erano sicuramente elevate, anche perché poi in Scozia sono 2 le squadre che si contendono il campionato alla fine, o i Ranger o i Celtic, e la sconfitta nel derby, sconfitta fra l'altro pesante, ha sicuramente portato un po' di malumore nell'ambiente, e poi l'altrattanto sconfitta con l'Ajax. Quindi insomma è una squadra che non sta attraversando un grandissimo periodo, che però ad Ibrox si trasforma, cioè nell'atmosfera di Ibrox, quando tu hai 50.000 tifosi che inneggiano e che veramente è uno stadio caldissimo, ecco che loro si trasformano, e quindi il pubblico potrebbe dare quella carica in più e quel qualcosa in più ad una squadra che sicuramente in questo momento è un po' in difficoltà. Ecco mister, il Napoli spesso e volentieri ha affrontato una trasferta in terra britannica anche l'anno scorso, ricordo in casa delle Foxes, il Leicester ovviamente. L'atteggiamento fu quello di non snaturarsi, di provare a imporre il proprio gioco, poi ci riesce o meno è altro discorso. È così che va affrontato anche questo Ranger? Sì, ma sicuramente, ecco, quello che non bisogna fare è quello di dare entusiasmo al pubblico, ai 50.000 che sicuramente riempiranno lo stadio, perché già è una tifoseria di quelle secondo me tra le migliori che ci sono in Europa, è uno stadio veramente bellissimo dove vivi e respiri veramente calcio, proprio vecchio stile inglese, no? Squadrato, cioè uno stadio veramente bellissimo, ecco, quindi già sostenitori e supporter che inneggeranno la propria squadra, ecco, se dovessero trovare la fiducia, se dovessero trovare nei primi minuti all'inizio della partita
un Napoli remissivo dovessero cominciare a prendere in mano un po' la partita, ecco che allora potrebbe diventare un problema. Quindi sicuramente il Napoli non deve snaturarsi, deve andare ad Ibrox per imporre il proprio gioco, ma sono sicuro che è quello che farà, perché alla fine è nella identità del Napoli quella di prendere in mano la partita attraverso il proprio gioco, e le squadre di Spalletti di solito ci riescono, poi è logico che non sempre magari si riesce. Ecco, mister, a proposito di identità, io ti voglio chiedere anche dell'identità difensiva di questo Napoli. Ha cambiato tanto, alla fine è rimasto invece Alex Meret tra i pali, nonostante tutto quello che è successo in estate. È arrivato un giocatore come Kim, che per molti era praticamente sconosciuto, per sostituire un pilastro come Kalidou Koulibaly, e fino a questo momento sta facendo davvero un ottimo lavoro, senza dimenticare Mario Rui, Mattias Oliveira, Rachmani, e sulla destra un difensore che paradossalmente un po' mi ricorda Sergio Porrini, perché mister, tu in carriera hai giocato sia da terzino destro che anche da centrale. Ovviamente parlo di Capitan Giovanni Di Lorenzo. Ti chiedo quindi una tua analisi di quello che in questo momento è la compattezza e la mentalità difensiva di questo Napoli, e poi anche un giudizio magari sui singoli. Allora, ha cambiato, non ha cambiato tantissimo però nei quattro, pur perdendo un giocatore che si riteneva fondamentale, perché nel momento in cui gioca Di Lorenzo, Ramani e Mario Rui, è logico che con il portiere, che è quello dell'anno scorso, è logico che poi tu cambi solo un interprete nella difesa, e questo interprete sta dimostrando di essere all'altezza della situazione, e in questo momento di non far rimpiangere un difensore che sicuramente ha fatto vedere cose bellissime, sembrava proprio essere il muro sulla quale creare tutto il reparto difensivo. Quindi da questi tre giocatori parte un pochettino quello che era già l'affiatamento della scorsa stagione, e quindi appunto si vede una solidità, però una solidità difensiva non è stata solo dai quattro difensori e dalla linea difensiva, è data proprio da tutto un contesto di squadra che, per primi gli attaccanti, nella fase difensiva, nel momento in cui non hai il possesso palla, devono lavorare per far sì che arrivino pochissimi rifornimenti agli attaccanti avversari, per far sì che la difesa possa soffrire il meno possibile, e questo in questo momento sta riuscendo, e l'abbiamo visto soprattutto contro il Liverpool. Insomma, con il Liverpool il modo in cui hai vinto, e concedendo anche sinceramente poco, insomma, che lascia ben sperare per il futuro. Parlando dei singoli, è logico, Di Lorenzo è un grandissimo giocatore, rispetto a me ha molta più propensione offensiva, è molto bravo nella spinta, della grossissima qualità sia nella fase difensiva, ma soprattutto nella metacampo avversaria. Per 90 minuti è in grado di fare la fascia e di arrivare, quindi è un po', accomunarmi a lui mi fa molto piacere, però le mie caratteristiche un po' più difensive. E poi Ramani appunto lo seguo, perché comunque lui gioca per il Kosovo, però aveva la possibilità di giocare per l'Albania, quindi insomma lo abbiamo seguito, ed è da quando era a Verona, e sono contento che si sta affermando, perché abbiamo visto delle qualità importanti. Kim è una sorpresa, speriamo che possa continuare così, e poi su Oliveira oppure Mario Rui, insomma, vai quasi sul sicuro. Quindi parlo ai singoli, io penso che tutti singolarmente siano degli ottimi giocatori, messi insieme stanno dimostrando veramente di fare un gran reparto difensivo. Mister, chi invece gioca per l'Albania è Armando Broja, o Broja, insomma la pronuncia non la ricordo alla perfezione. C'è stato un momento quest'estate in cui ti ha chiesto qualcosa sul campionato italiano, sul Napoli? Sì, c'è stato, penso, sicuramente un interessamento a lui, anche noi lo chiamiamo Broja, quindi penso che sia il modo giusto di pronunciarlo. Sì, un interessamento, e
e quindi anche la curiosità di sapere un pochettino che cosa c'era intorno al mondo Napoli e alla società Napoli. Cosa gli hai risposto? Quindi, Cosa gli hai risposto? Gli hai consigliato il Napoli? No, io logicamente non ho potuto che parlare bene dicendo che comunque nel caso sarebbe andato in una grandissima squadra con grandissime ambizioni, dicendogli logicamente quello che penso sia vero, che il campionato italiano è vero che in questo momento non è tra i migliori e più spettacolari, ma secondo me per un attaccante rimane sempre un campionato molto difficile perché è molto tattico. Poi è logico che probabilmente il mister Rea, avendo vissuto Napoli proprio in prima persona, probabilmente gli avrà dato dei suggerimenti ancora migliori. Però insomma io speravo che potesse venire in Italia e che potesse venire al Napoli, proprio perché comunque secondo me il campionato italiano può farti crescere. Così non è stato per quest'anno, è rimasto al Chelsea e poi vedremo in futuro. Possiamo dirti che non è assolutamente uscito dai radar del Napoli e chissà che in un futuro non possa davvero andare a realizzarsi questo scenario. Intanto mister, è davvero un piacere poter parlare con te, aver parlato con te. Ti ringraziamo per averci aiutato a conoscere meglio i Rangers e a presto risentirci qui a CN24 TV. Buona giornata. Grazie a voi, grazie mille, buona giornata. Grazie a mister Giorgio Porrini che ci ha dato anche un bel retroscena di mercato. Siamo in conclusione, ma dobbiamo volare a Glasgow ancora una volta perché i grandissimi Manuel e Claudio ci hanno preparato una sorpresa lì dalla Scozia. Stavolta lo faccio io a te il test. Cosa possono aver preparato? Ha visto l'orario, Manuel e Claudio. Salsicce e birra, non so. Però mangiano loro, non è proprio una bella sorpresa per noi. Infatti sì, ci fanno vedere come mangiano. Ma tu sai cosa sono i video ASMR? I video? ASMR. Si può dire in fascia? ASMR, sì, non è una brutta parola. ASMR. Ma io sono ignorante. Gente che su i social, su YouTube, su Twitch, così si inquadra mentre mangia e diciamo c'ha dei microfoni così vicini al palato da carpire proprio tutti i rumori. Fastidiosissimo. Adesso sono a tavola con una persona e sento milioni di visualizzazioni. Sì, sto capendo, la gente fanno milioni di visualizzazioni. La gente è malata. Se io sento uno che ciancica a tavola mi dà un fastidio di pazzi. E invece loro si mettono microfoni, telecamera HD e si fanno i video e la gente li guarda. E la gente paga. Capisci? Quando è bella Parigi. Mondo a rotoli. Andiamo a Glasgow, sono sicuro che non hanno organizzato una sorpresa del genere i nostri Claudio Russo. Mi auguro. Ecco, vedi, niente ASMR. Buongiorno Claudio. Buongiorno Vincenzo, buongiorno Riccardo, qui da Ibrox. Alle nostre spalle c'è il monumento dedicato alle 3 tragedie avvenute proprio ad Ibrox, costate la vita a centinaia di tifosi in 3 non la sapevo, diversi episodi e guarda, te la racconto magari in un video che possiamo trovare oggi su YouTube, però perché io ho 3 ospiti, cari Vincenzo e Riccardo, perché i tifosi del Napoli ne erano attesi circa 600, ma ce ne sono anche altri arrivati qui a Glasgow che non possono essere chiaramente allo stadio, quindi vi chiedo i vostri nomi. Giuseppe, Simone, Alessio. Allora, i 3 ragazzi, voi vivete a Londra, giusto? E avevate comprato il biglietto per il settore ospiti. E quando siete partiti per venire qui a Glasgow, sapevate già che era chiuso? Come l'avete presa? Già sapevamo tutto perché comunque è una notizia di un giorno fa. Noi eravamo in stand by perché si sapeva che con questo lutto che c'è stato a livello nazionale qualcosa sarebbe successo e purtroppo la partita è stata inviata di un giorno, come tutti sappiamo, settore ospiti chiuso, quindi a noi tifosi napoletani non è permesso quindi vedere la partita dal vivo. Ecco, ma la delusione, chiaramente oggi il Napoli arriva alle 19 inglesi, ricordiamo 20 e 15 italiane con di Spalletti e Anghissà. Insomma, potete rimanere in zona, però magari potete trovare i calciatori quando arriveranno col pullman. Magari sì, ci speriamo, anzi ci proviamo, perché no? È l'unica speranza, ormai venuti qui, fin qui, lo faremo, proveremo a farlo. Ecco, voi siete stati anche in campo prima, siete entrati a Ibrox, che impressione vi ha fatto? Un'emozione fantastica, uno stadio così secondo me è impossibile rivederlo, questa era l'occasione giusta, perciò mi dispiace molto.
Ma avete provato anche ad acquistare altri biglietti per il settore o vi hanno detto sold out? Oppure proprio perché italiani hanno detto no, basta, non facciamo entrare italiani? Il fatto di sold out comunque che già c'è da un bel po', i tifosi accorreranno in molti, quindi sold out, niente da fare. Resterete qui anche domani oppure, tentando un miracolo oppure tornate già a Londra? Purtroppo dobbiamo tornare, domani lavoreremo e si ritorna alla vita normale, la speranza era oggi. Ragazzi, se avete una domanda la giro e poi li salutiamo. Riccardo. No, più che la domanda, insomma, a me dispiace per i ragazzi, voglio mostrare la mia solidarietà, perché comunque giustamente c'è chi si prende ferie, spende anche un qualcosina di soldi e poi all'ultimo, per ovviamente cause di sicurezza, per carità, non lo metto in dubbio, deve essere costretto a non vedere la propria squadra. No, gli chiedo a questo punto più in generale che Napoli stanno vedendo e che Napoli si aspettano domani contro i Rangers. A questo punto vi chiedo chiedo da studio che Napoli vi aspettate domani contro i Rangers, su chi puntate? Ci aspettiamo un Napoli brillante, un Napoli aggressivo che prova, diciamo, a fare qualcosa per questi tifosi che sono rimasti fuori come noi, a darci un motivo in più, diciamo, per continuare a sostenere la squadra come stiamo facendo. Speriamo almeno nei 3 punti e nella riuscita del passaggio del girone. Almeno questo. Datemi un nome tutti e 3 e su quale puntate domani sera. Kvara. Anch'io, idem. Io dico Zelinski domani. Ma questo Kvaratskhelia ha già messo alle spalle Lorenzo Insigne, è una questione che già aveva colpito le prime 2 giornate di campionato, cosa ne pensate? Fenomeno, veramente. Sì, l'abbiamo messo alle spalle, penso di sì, ormai sì. Io dico che Insigne non si dimentica, ti dico no, però la sta facendo molto bene. Assolutamente sì. Riccardo, Vincenzo, se avete altre domande, Va benissimo così, grazie Claudio. Aspettiamo il contributo sulla storia di Ibrox, grazie mille. Buon fantacalcio Claudio. Eccola, è arrivata anche questa. Bravo Riccardo, non avrai nemmeno un euro da me, sappilo. Lo so, gioca per la gloria, ma farei lo stesso al tuo posto, quindi. Anzi, farò lo stesso che farai tu, più che altro. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Claudio, a dopo. A dopo, buon lavoro. Rientriamo con l'immagine in studio, ce l'avevi proprio là. In chiusura, una volta che ne vinco una, che cavolo. Perché Riccardo ha fatto questo? Quanto hai vinto? 3? 3-0. Sì. Questa fa male. Il nostro Emanuele Bernardo invece cosa ha fatto? 3-0. Però ha perso 3-0. 3-0. Sì, vabbè, ma la prima è degli scemi, come si suol dire, quindi io farò come Claudio. Signori, chi volesse vincere al fantacalcio prendesse esempio da come piange Riccardo Catapano. Così, e soprattutto non pagate il fantacalcio, non pagate. Così si vince e così, ragazzi, finisce anche Calcio Napoli. Io ho finito il fantacalcio a 3 punti e che Credendino è una sentenza, quindi io ho finito qui il mio fantacalcio. Fortunatamente ho detto pubblicamente che non pagherò un euro, quindi chiunque voglia parlasse con Vincenzo. Io non lo faccio, io stavolta tu sei testimone pubblico insieme a tutti i nostri telespettatori. Vedrete. Io un consiglio ve l'ho dato, poi voi fate quello che volete. Intanto ringrazio Riccardo non per il fantacalcio, ma per essere stato oggi qui con noi e per le prossime. Filo diretto alle 16, abbiamo il filo diretto dalle 16 alle 17, poi ci saranno tutte le conferenze stampa, quindi chiamatemi dalle 16 alle 17, un'ora molto piacevole insieme. Tra un poco su calcionapoli24.it vi svelerò anche la domanda odierna, ma potete già immaginare di che cosa si parlerà. Di calciomercato, no, ovviamente sto scherzando, di Rangers Napoli. Con me ci sarà quell'infaticabile lavoratore di Emanuele Bernardo. Ringraziamo anche Bruno Galvano all'ufficio stampa e ovviamente Vincenzo Credendino, che ritrovate domani a partire dalle 12 un Calcio Napoli 24 live. Giusto? Assolutamente sì, ragazzi. La live reaction con me la sera. La live reaction con te la sera sarà da seguire e ovviamente la seguirò dall'inizio. Eppure ti ci porto. Ma certo che ci verrò, come tu verrai sempre più spesso a CN24 live. Non mi resta però che alla fine ringraziare voi che ci avete seguito fino a questo momento e augurarvi un buon proseguimento di giornata sui nostri schermi.